Bentrovati, buon sabato telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, tutti gli aggiornamenti sul fronte della cronaca, dell'attualità e della politica, come sempre nella nostra diretta del mezzogiorno. Oggi particolarmente ricca di ospiti e di argomenti. Ci saranno anche delle sorprese, ma partiamo dalla cronaca, perché ci sono numerosi eventi anche tragici che si sono verificati in queste ore sul territorio regionale. Ieri sera la tragedia di Col San Martino a Farra di Soligo, dove è morto Mirko Merotto, 45enne di Farra di Soligo. È morto nella società agricola di famiglia Lassiro Merotto. È finito con la testa incastrata nella cisterna dell'atomizzatore che nebulizza il solfato di ferro ed è deceduto per asfissia. Questo stando ai primi rilievi dello Spisal. Merotto è morto quindi in questa maniera davvero tragica. Il fatto quindi a Col San Martino in via Castelletto 88. Sul posto si è subito recato anche il sindaco di Farra di Soligo. L'uomo lascia 2 figli e una compagna che era incinta. Tutti gli aggiornamenti nel corso di questa diretta. Ci collegheremo anche con la collega Francesca Bozza che è sul posto. Tra l'altro vi devo dare anche un altro aggiornamento di cronaca che mi arriva proprio in questo momento dal Bellunese, perché è ricoverato con gravi traumi al Cafoncello di Treviso, motociclista di 41 anni di Feltre, che ieri sera poco prima della mezzanotte si è scontrato con una cerva tra Villa Paiera e Anzù. La sua moto dopo l'impatto è finita oltre la carreggiata. A soccorrerlo e a dare l'allarme un residente della zona che ha sentito il rumore dell'impatto e si è precipitato fuori dalla sua abitazione per capire cosa fosse accaduto. L'uomo è stato così intubato e trasportato in un primo momento all'ospedale di Feltre, il Santa Maria del Prato, dove dopo i primi accertamenti è stato trasferito al Cafoncello di Treviso e il trasporto è stato effettuato dall'eliambulanza di Trento. È in gravissime condizioni. Questa è la cronaca nelle ore in cui si ritorna a parlare del contagio che cresce. Faremo il punto, lo vedo già collegato, lo saluto e lo ringrazio, con uno dei nostri fari in questa emergenza pandemica, il professor Massimo Guerriero, epidemiologo dell'Università di Verona. Professore, innanzitutto buongiorno. Fra poco con lei vedremo qual è la situazione e capiremo anche che estate ci aspetta da qui alle prossime settimane. Ma prima di venire da lei, lo vedo già collegato, lo saluto e lo ringrazio, perché veramente è una sorpresa che fa a tutti i telespettatori di Antenna 3, Enzo Iacchetti. Buongiorno Iacchetti. Ciao, buongiorno a tutti, ciao. Ciao e grazie per essere qui, perché oggi ci parlerai, ti do del tu perché prima mi hai concesso questo privilegio e ti ringrazio. Parleremo di una tua iniziativa che stai portando avanti, che hai iniziato a promuovere proprio in Veneto, prima a Vicenza se non sbaglio, ieri sera a Venezia. È questo libro non libro, i tuoi pensieri sul Covid. Di che cosa si tratta, Enzo? Beh, non è un libro, insomma, lo dice la parola stessa, il titolo stesso, è una raccolta di pensieri di un artista che è stato rinchiuso come tutti quanti noi, no? Che facciamo questo mestiere, è stato rinchiuso in casa per tanto tempo, quindi con difficoltà estreme per quanto riguarda l'intelletto, perché siamo andati un po' fuori tutti di testa, con grande paura per ciò che stava succedendo e anche con grande speranza per venirne fuori. Quindi è un libro che i pensieri si fermano a marzo di quest'anno, quando sono arrivati i vaccini. In questo libro si trovano cose comiche, cose simpatiche, cose però anche molto arrabbiate, cose poetiche, insomma un po' di tutto. Certo, non è un libro perché
non si trova nelle librerie, per esempio. Lo porto io in giro nelle piazze d'Italia e raccogliamo le donazioni per la Croce Rossa Italiana e vogliamo comprare delle ambulanze, almeno uno o due spero, con i ricavati di queste donazioni. Tutto verrà chiaramente dimostrato. E su questo non c'è dubbio, quindi sei stato a Vicenza, a Venezia, domani sarai a Riccione, poi Cattolica, Rimini, Grottammare, Bisceglie, insomma praticamente il tour dell'Italia all'insegna della solidarietà. Sì, ho pensato di passare l'estate in questa maniera perché mi pareva giusto che anche una persona conosciuta potesse dare il proprio contributo, insomma, riavvicinarmi al pubblico con dei libri scritti da me e spiegare quello che ho provato, sentire anche il rapporto, anche se c'è ancora il distanziamento, la mascherina sempre da portare, mi raccomando vaccinatevi, se no non riusciamo ad andare più da nessuna parte. Ecco, la Romagna mi sta aspettando con grande entusiasmo, questo lo so perché mi telefonano quando arrivi e sto arrivando, quindi oggi pomeriggio parto, saremo a Riccione il 25, aiutami al a Cattolica il 26, a Rimini il 27. Esatto, quindi... a Cattolica il 26, a Piazzetta del Tramonto, il 27 a Rimini e siamo il 1° di agosto a Grottammare. Il 1° di agosto a Grottammare. Adesso sono tante le date, faccio un po' di confusione. Mi hai aiutato tu. Comunque c'è scritto dappertutto, per cui è sempre dopo le 21:30, quindi fate la passeggiata, prima o poi mi trovate con il mio librino, che è questo qua, ve lo faccio vedere. Lo stiamo mostrando. Lo stiamo mostrando, assolutamente. Enzo, come li hai trovati i veneti a Venezia e Vicenza? Com'è stata l'accoglienza? Guarda, molto ospitale, devo dire, molto ospitale, molto anche generosi, quindi vi prego romagnoli, se volete batterli bisognerà impegnarsi. No, siamo partiti bene, Vicenza soprattutto è stato, anche per me che erano 2 anni che non avevo più un pubblico davanti, quindi non è stato semplice, ecco. Invece mi hanno accolto come un figliolo, un fratello, nonno, insomma un po' di tutto. Insomma, sei uno dei volti più noti e amati della televisione italiana, quindi insomma ti sei stupito, ma noi non ci stupiamo, insomma. Ma sai, un po' di paura ce l'avevo, perché quando stai chiuso 1 anno e mezzo in casa e guardi solo Netflix dalla mattina alla sera, non pensi più che hai un mestiere da fare che calcola poi la memoria, no? Perché se perdi un po' la memoria di quello che devi dire, la mia paura era quella lì. Invece a Vicenza mi hanno messo subito a mio agio e poi sono andato a raffica, insomma. Ecco, è significativo sentire che un artista, un personaggio del tuo livello probabilmente ha avuto anche le stesse paure, le stesse angosce di operatori magari dello spettacolo più comuni. Sì, io sono più protetto degli operatori dello spettacolo più comuni, perché se non altro, avendo messo via 2 lire nella mia carriera, non ho avuto i problemi economici che hanno avuto i fonici, gli elettricisti, gli attrezzisti, gente del teatro che per mantenere le famiglie hanno dovuto anche cambiare mestiere, insomma. Lo Stato non li ha aiutati tanto, come non ha aiutato quasi nessuno. Ora non voglio fare nessun tipo di polemica, però adesso c'è questa grande speranza, bisogna approfittarne, perché se no non ci possiamo più abbracciare. Per me il fatto di non abbracciare più nessuno è il dolore più forte che possa sentire. Senti Enzo, questo è un libro che si concentra su
un anno sostanzialmente che magari a un certo punto sembrava passato, ma di fatto abbiamo anche l'epidemiologo in linea, poi ne parleremo. C'è questa variante Delta che preoccupa, c'è un dibattito aperto sul Green Pass, tante posizioni si stanno anche estremizzando dal punto di vista politico-sociale. Non ti voglio tirare per la giacchetta ovviamente, ma che cosa ne pensi, che cosa prevedi da qui alle prossime settimane? Rischiamo di ricaderci dentro? No, mi inviti a nozze. Sai qual è il nostro guaio? Che abbiamo dei politici che litigano in continuazione e quindi è logico che noi avremo sempre dei problemi, perché uno dice una cosa, l'altro la contraddice. Il segretario, il Presidente del Consiglio dice una cosa, quell'altro gli saltano addosso. Ma come? Non lo volevate? Prima lo volevate, allora adesso ne volete un altro. Cioè, noi siamo confusi dalla nostra politica, non dalla nostra volontà di guarire in questa pandemia, perché noi siamo stufi di questa pandemia, però bisogna essere responsabili e gente di buon senso, cose che i nostri politici non hanno, mi dispiace. Ecco, quindi ecco, mi sembra che il tuo sia un messaggio molto forte e chiaro. A chi ti ama e ti segue da tanti anni, che pensiero, che messaggio ti senti di rivolgere, di vaccinarsi, di adottare ancora le precauzioni? Che cosa? Assolutamente sì, cioè, guarda, io ho 7 mascherine, ce n'è una anche nei calzini, perché poi mi dimentico sempre di metterle. Si può respirare bene all'aria aperta, benissimo, ma cioè, il Green Pass va solo rimesso un po' in ordine, non ci vuole un genio del male per fare un Green Pass che ti possa permettere di vedere le partite allo stadio, di andare al cinema, di andare a teatro, di entrare nei ristoranti. Qual è il problema? Con tutta la tecnologia che abbiamo oggi basterebbe un programma sul computer e ogni vaccinato o tamponato verrebbe riconosciuto e potrebbe entrare a fare una vita normale da qualsiasi parte. Quindi io sono per i vaccini sicuramente, non sono per obbligare nessuno a farli, però anche quelli che non li fanno, per cortesia, rispettino quelli che li fanno e soprattutto non intacchino l'immunità degli altri. Un appello alla responsabilità, se ne parla tanto in queste settimane. Sì, senz'altro, se non siamo responsabili e non abbiamo buon senso e diamo retta ai nostri politici, siamo fottuti per un altro anno e mezzo o 2. Enzo, dove ti rivedremo in autunno? Ci puoi dare un'anticipazione? Che cosa farai? Aspetto Striscia la notizia, che comincio il 13 dicembre quest'anno a Santa Lucia. A Santa Lucia. E quindi... Con Ezio staremo lì fino a febbraio. Da metà febbraio comincio le prove di una commedia con Vittoria Belvedere che porteremo in giro da marzo, aprile, maggio e poi anche l'anno successivo, ammesso che tutto ritorni alla normalità, perché sai, continuiamo a fare progetti che poi si schiacciano da soli. L'incertezza continua a sovrastarci, questo è sì. il fatto e non sta guardando in faccia a nessuno. Diventa difficile programmare, diciamo che da questo punto di vista la televisione è un po' un porto franco rispetto ad altri settori, teatro, musica, eventi dal vivo. Vabbè sì, a Striscia noi facciamo 2 tamponi alla settimana e ogni volta che apriamo una porta c'è un signore che disinfetta, io e Greggio teniamo la mascherina fino a quando va la lucina rossa in diretta, poi la rimettiamo quando parte il servizio, la ritogliamo, è tutto così, la laviamo, la cambiamo. Sono stati mesi duri anche per far ridere un po' la gente, no? Però grazie a Dio, insomma, che è anche un nostro dovere cercare di rilassare un po' i pensieri degli altri. Ma se tu mi chiami nel privato, poi io ti dico quello che penso, ecco. E cos'è che pensi? Ce lo puoi dire? L'ho già detto. Quello che, ecco.
Un'ultimissima cosa, una domanda doppia. Il momento più duro del tuo Covid, del tuo periodo in lockdown, e il momento invece magari più bello, più positivo, magari non si dice, ma quello che forse ti ha fatto più riflettere. Si dice tanto che ne usciremo migliori, o si diceva che ne saremmo usciti migliori. Tu come la vedi? No, secondo me no, No. non ne usciamo migliori per niente. Escono migliori quelli che erano già migliori. Quelli che erano dei pirla saranno sempre dei pirla, credimi. E quindi per fortuna sono la minoranza. Il mio primo periodo è stato un periodo di grande soddisfazione, perché riposavo dopo anni di lavoro senza fare vacanza, però quando ho cominciato a vedere che moriva la gente, e quando hanno cominciato a morire i miei amici, i miei compagni di classe, e allora lì la testa è partita verso una tangente non tanto bella, insomma. Poi sai, per fortuna questi telefonini hanno modo di videochiamare i parenti, i nipotini, che ti tirano su un po' il morale, però ho un cagnolino che è un amore estremo, e quindi se non ci fosse, spero che non morirà mai, perché se no non saprei come fare. Come si chiama? E quindi, no, Lucino, sì, più famoso di me, mi sono attaccato a queste cose, ecco, mi sono salvato. Poi l'unico terrore che ho è che ci sia ancora una chiusura che non potrei più sopportare, per colpa del... Ecco. Non per colpa mia. Per colpa magari, ecco, della irresponsabilità di qualcuno, dei pirla. Ecco, sostanzialmente la definizione mi sembra corretta. Enzo, grazie davvero per il tempo che ci hai dedicato. Ti auguro una buona estate all'insegna della solidarietà. Ricordiamo questa tua iniziativa a sostegno della Croce Rossa Italiana, questo libro che non è un libro, lo titoli, non è un libro, stiamo vedendo la copertina. Girerai l'Italia e rifletterai con chi ti vorrà ascoltare su questo strano periodo che stiamo vivendo. Quindi io ti ringrazio davvero e in bocca al lupo, buona estate. Grazie a te, speriamo che il lupo vomiti perché insomma poverino ogni tanto gli vanno dentro delle persone che non hanno un buon gusto, ma mi raccomando, Emilia Romagna non mi tradire, come dice la canzone, quindi Rimini, Riccione, Cattolica, voglio tanta gente, tanti amici. E ti aspettiamo ovviamente in Veneto di nuovo, anche con il nuovo spettacolo della primavera, e incrociamo davvero le dita. Grazie Enzo Iacchetti. Chiamatemi ovunque. Ciao. A presto, ciao. Grazie, è un piacere. Ciao a tutti. È un onore. E a questo punto vorrei commentare con Massimo Guerriero, il nostro epidemiologo, le parole di Iacchetti. Professore, è importante, buongiorno di nuovo, è importante che un uomo di spettacolo noto come Iacchetti lanci un messaggio di questo tipo in un momento così delicato. Che cosa ne pensa? È importantissimo, perché adesso devono andare avanti i vaccini, soprattutto con riguardo a quelle persone che ancora sono titubanti con riguardo a questo farmaco, che invece, se guardiamo ai numeri, è miracoloso, perché ad esempio l'indice più importante che stiamo guardando, cioè la mortalità, è fortunatamente ancora sotto controllo da quando la campagna vaccinale ha preso il via. Certo, quindi lei dice i dati ce lo dicono, ce lo dice la scienza sostanzialmente. E su questo io continuo a battere, perché i numeri non fingono, per cui non sono numeri super elaborati, quindi non può fare polemica che stiamo torturando i numeri per farli parlare, ma stiamo guardando degli indicatori molto semplici, che sono appunto relativi alle ospedalizzazioni in area non critica, in terapia intensiva, e in modo particolare la mortalità. Calando il numero dei morti
in strettissima relazione con la diffusione del vaccino, è chiaro che questo legame risulta essere statisticamente significativo, ma anche l'uomo della strada è in grado di raccogliere questa informazione. Questo per dire che la vaccinazione è l'arma che abbiamo al nostro arco. Nel frattempo noi dobbiamo cercare di porre in essere le misure che richiamavate poco fa anche con Enzo Iacchetti, e per cui l'uso della mascherina, la detersione delle mani e il distanziamento sociale rimangono ancora prioritari fin tanto che non raggiungeremo l'immunità di greggio, l'immunità di comunità. Allora, lei professore ha ben sintetizzato tutti questi concetti, possiamo vedere le slide, le 3 V, lei le chiama così: virus, varianti e vaccini, con la variante Delta che ha queste percentuali che fanno riflettere. Fanno riflettere, questa variante Delta ci si sorprende della ripresa del virus. Però se vedete ha una contagiosità che è superiore rispetto all'inglese, che già era come contagiosità superiore alla prima variante, cioè quella di Wuhan che abbiamo conosciuto. Abbiamo il 40-60% in più di contagiosità, ma su una prestigiosa rivista Virology è stato anche dimostrato che ha una carica 1000 volte superiore, quindi ci si contagia più facilmente con cariche più alte, magari come sta succedendo in questo periodo si stanno contagiando di più i giovani che spesso sono anche asintomatici, e quindi sono dei piccoli ancora formidabili per far girare il virus. Ora la questione è questi non si ammalano, si devono vaccinare. Certo che si devono vaccinare, perché altrimenti noi non riusciremo a bloccare questo virus e non riusciremo a bloccare la nascita di nuove varianti che, speriamo di no, potrebbero anche riuscire a sfondare i vaccini che invece attualmente risultano ancora essere efficaci. E qui vediamo l'andamento del Regno Unito. Molto spesso con lei partiamo da questo prospetto aggiornato, perché di fatto il Regno Unito in questi mesi ci sta dando in qualche modo il trend, purtroppo e per fortuna per certi versi. Esattamente, cioè è un po' il nostro futuro, il Regno Unito, ormai l'abbiamo visto. Vedete come la parte destra della curva, del grafico in alto, che è il numero dei nuovi contagiati, stia andando in maniera allarmante. Questa curva la stiamo vedendo anche in Italia e anche nel Veneto, dopo lo vedremo nei grafici. Siamo solo all'inizio noi di questa curva, ma è chiaro che la variante Delta, che sta diventando ed è diventata predominante in Italia, non farà altro che farci vedere un aumento dei casi. La nota, ecco, vedete anche questa parte destra del grafico, questo dentino che sta spingendo verso l'alto e che si riflette già subito nel famoso indice R-Conti, che era sotto l'unità e invece in questi giorni è registrato intorno all'1,6, 1,7. Questi sono chiari segnali che il virus tornerà a crescere, e ci toglie un'altra certezza, perché questa variante ci sta insegnando che riesce a resistere anche al caldo estivo, cosa che non facevano le altre varianti. E questo ci ha preso parecchio in contropiede, diciamolo. Si è realizzato ancora un po'. Ha preso tutti in contropiede, perché tutti dicevamo che con l'estate saremmo stati molto più tranquilli, io stesso, a patto che appunto non sarebbero sorte nuove varianti. Le varianti ce ne saranno delle altre, dobbiamo essere preoccupati, direi allertati più che preoccupati, perché fin tanto che le nuove varianti saranno tenute sotto controllo dai vaccini, tutto sommato diciamo possiamo stare tranquilli, ma il virus continua a specializzarsi, quindi non vorrei che fra qualche tempo venga avanti una qualche variante che sia in grado anche di sfondare la porta del vaccino, e allora questo sarebbe un grosso problema, come avete detto anche prima. Insomma. E questo ci farebbe ripiombare nell'incubo, al di là di ogni facile allarmismo. Questa è la tabella dei ricoverati in Veneto. Di fronte all'R-Conti, che è un R-Conti importante, i ricoveri restano bassi e riguardano per lo più soggetti non vaccinati. Questo me lo conferma anche lei, professore. Glielo confermo, parlavamo proprio ieri
con la professoressa Tacconelli. I 16 ricoverati che ci sono in questo momento nell'ospedale di Borgo Roma di Verona sono tutti 15 non vaccinati e una persona con soltanto la prima dose di vaccino. Quindi il messaggio è estremamente forte: i non vaccinati si ammalano, e siccome questa variante ha una carica virale, come abbiamo visto prima, 1000 volte più forte rispetto alle varianti precedenti, è chiaro che oggi i cinquantenni che si ammalano rischiano di finire in terapia intensiva. E adesso non si vuole essere troppo brutali, ma abbiamo visto, sempre guardando i numeri crudi, che ogni 10 persone che finiscono in terapia intensiva, ahimè 4 vanno incontro. Ecco, professore, qui stiamo vedendo la tabella delle terapie intensive. Lei ha parlato appunto dei ricoveri nel veronese, tra l'altro Verona che si conferma un po' la provincia più colpita anche in questa fase, probabilmente anche per motivi logistici, perché provincia anche di passaggio. Decessi anche qui restano fortunatamente bassi, e questo è lo stato dell'arte invece delle vaccinazioni nel mondo, in Italia e in Veneto. Siamo messi tutto sommato bene, mi verrebbe da dire, guardando alla tabella. Sì, diciamo che non siamo messi male, dobbiamo soltanto sperare che adesso nel mese di agosto la macchina non sia costretta a rallentare, perché magari le persone danno priorità alle vacanze piuttosto che al vaccino, perché sappiamo bene che settembre e ottobre sono mesi molto impegnativi per noi. Ecco, assolutamente. Tra l'altro lei come si spiega, ma anche se è abbastanza evidente, la domanda forse è un po' provocatoria, in queste ore c'è stato un boom, un assalto alla diligenza, l'ha definito lo stesso presidente Zaia, di soggetti che prenotano il vaccino dopo le nuove regole sul Green Pass. È chiaro che le persone messe alle strette, cioè quando vedono limitata la loro libertà, specialmente gli indecisi, non i più ruggenti Novax, a quel punto cedono e passano all'idea di vaccinarsi, quantomeno per poter fare le vacanze. Tutti siamo liberi di pensarla come la vogliamo, ma è un po' triste questa cosa, ma ben venga se riusciamo ad aumentare la quota di vaccinati, perché è l'unica strada che abbiamo per poter liberarci di questo infernale virus. Tra l'altro avevamo visto questo fenomeno, questo exploit 2 settimane fa dopo l'annuncio di Macron in Francia, 1,5 milioni di francesi che in poche ore avevano preso d'assalto tutte le piattaforme online di prenotazione, quindi è un copione che si ripete, è quasi un meccanismo antropologico, mi verrebbe da dire. Beh sì, tenga presente che negli Stati Uniti stanno dando anche un incentivo economico per come dire, convincere gli ultimi resistenti ad andare a fare il vaccino. E qua potremo parlare a lungo di questo fenomeno, ma per il momento, professore, ci fermiamo qui. Io la ringrazio come sempre per la sua chiarezza. Immagino che l'appello resti quello di sempre, quello di fare attenzione e di vaccinarsi anche per le settimane che verranno e per vivere un Ferragosto quantomeno normale. Assolutamente sì, le regole da osservare sono sempre quelle, non so quanto possa servire, però ad esempio i miei 2 figli più grandi, Enrico ed Edoardo, lunedì scorso, hanno 12 anni, lunedì scorso sono andati a fare il vaccino e stanno bene. Ecco, questo forse vale più di mille parole, di 1000 appelli. Lei da epidemiologo, da biostatistico, ha portato i suoi bambini, i suoi ragazzi a vaccinarsi, quindi l'esempio parla da solo. Grazie professore, grazie davvero. Grazie. A presto e buona giornata. Ringrazio e saluto, è arrivata il sindaco di Silea, Rossella Cendron. Buongiorno sindaco, lei rimarrà con noi per un'oretta, quindi avremo modo di toccare vari temi, però incuriosisce questo assalto alla diligenza, questo boom di prenotazioni.
Intanto buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. Anch'io appunto ero speranzosa sul fatto che questo succedesse, ma ci dice proprio che quando viene toccata la libertà individuale insomma scattano altri meccanismi. Io credo che dobbiamo assumerci tutti le nostre responsabilità, una responsabilità che va a tutelare quello che è un bene collettivo. La salute pubblica, la salute collettiva è sicuramente in questo momento un bene più grande di quella che è la libertà di scelta individuale, e quindi magari anche chi può essere stato restio, stava alla finestra, specialmente nella fascia giovanile, perché come avete già riportato adesso i contagi sono concentrati in questa fascia. Guardi, glielo dico anche da sindaco, sapete che noi sindaci ogni giorno riceviamo dall'ULSS il prospetto riepilogativo con tutte le persone mappate anagraficamente con la residenza che sono positive al momento, oppure che sono in isolamento da contatto, oppure che sono viaggiatori, e lo vediamo esattamente da questi dati. Nel mio piccolo vedo appunto il mio comune da oltre 10.000 abitanti che da 3 settimane fa, in cui eravamo a contagi zero, siamo già passati a una ventina di positivi e oltre 50 persone in isolamento, diciamo, da contatto. Quindi l'effetto, diciamo, degli assembramenti, delle partite, delle feste estive che hanno avuto un riflesso, poi appunto parliamo nel caso di Silea, sicuramente nelle feste iesolane, ecco, certo, hanno avuto un riflesso esattamente su questa fascia d'età, dai 15 ai 25. Io sto notando proprio calato sulla mia realtà, ma è poi una questione proprio più generale. L'età critica in questo momento è questa fascia, ed è quella che bisogna chiamare con forza la vaccinazione, e che ha reagito, certo, anche alla limitazione della libertà personale, perché adesso con il Green Pass dal 6 agosto se vogliamo andare al ristorante, frequentare una piscina che è anche all'aperto, adesso quelle estive, un evento eccetera, dobbiamo avere il Green Pass. Quindi appello alla responsabilità, c'è un bene più grande che va tutelato, che è quello della salute collettiva, e via ragazzi, cioè è davvero... Lei dice non ci sono se e ma sostanzialmente. No. È chiaro che raccolgo anch'io le perplessità di cittadini che hanno delle situazioni magari sanitarie particolari, ma allora lì il medico di base in primis, e poi se non può direttamente intervenire il medico di base, le vaccinazioni vanno e possono essere fatte in una situazione ospedalizzata, quindi in sicurezza, che col controllo delle reazioni magari anche più monitorato e approfondito di quello che comunque avviene nei centri vaccinali. Quindi anche le situazioni, diciamo, con dei dubbi, proprio magari perché si è già sofferto di shock anafilattici, o ci sono delle situazioni magari alcuni disturbi dell'apparato respiratorio o cardiaco particolari, vanno condivise col proprio medico di base in primis, per cercare una soluzione per poter vaccinarsi in sicurezza. Ecco, ricordo che poi anche molto egoisticamente ci sono 2 aspetti della vaccinazione, uno più altruistico e uno egoistico, certo, proprio, nel senso che la doppia dimensione. Se vogliamo andare alla dimensione altruistica, io vaccinandomi permetto di interrompere o di abbassare il livello della pericolosità del contagio, che è quello a cui puntiamo, perché sappiamo che comunque si può essere veicolo, ma in maniera molto meno pericolosa, e poi dall'altra parte, insomma, non mi ammalo, se sono vaccinata non mi ammalo proprio, o mi ammalo in maniera veramente blanda e non vado a intasare le terapie intensive e subintensive. Concetto chiarissimo. Allora, facciamo così, Sindaco, perché vedo che si sta popolando lo schermo. Siamo pronti ad andare a Venezia con la nostra Anna Maria Parisi, siamo collegati anche con il presidente dell'ASCOM di Treviso, Federico Capraro, si collegheranno poi anche i rappresentanti delle palestre. Buongiorno Capraro, buongiorno, vedo anche Pierpaolo Longo, quindi siamo allineati e coperti, ci siamo tutti, facciamo 2 minuti esatti di pubblicità, ci vediamo fra poco.
Di nuovo in diretta, con noi il sindaco di Silea, Rossella Cendron. Ve li ho presentati anche prima, ma li saluto di nuovo. Federico Capraro, presidente dell'Ascom di Treviso, Pierpaolo Longo, titolare di piscina e palestra a Bassano, penso che sia collegato proprio da lì, insomma, buongiorno Longo, che è anche consigliere dell'Asso Nuoto. Facciamo un po' il punto di una situazione che per certi versi è sempre più fluida, perlomeno adesso ci sono delle regole certe, più o meno certe, c'è questo Green Pass, c'è questa obbligatorietà, così ha deciso il Consiglio dei Ministri, così è stato deciso dal Premier Draghi che nei giorni scorsi ha spinto anche alla vaccinazione. Fatto sta che ci sono queste regole, entreranno in vigore dal 6 di agosto e andranno a modificare le abitudini di vita di tutti noi e andranno a modificare le abitudini di vita soprattutto degli imprenditori. È così, Capraro? Buongiorno a tutti, saluto in particolare il sindaco Cendron con il quale stiamo facendo davvero un bel lavoro a Silea e la ringrazio per la disponibilità, ma la ringrazio soprattutto per questo forte senso di responsabilità al quale ci richiama, che è condiviso da noi imprenditori perché è evidente che c'è la necessità di uscire da questa situazione salvaguardando quelle che sono delle condizioni che ahimè ci stanno dicendo che sono in peggioramento, con un contagio sempre più in crescita, ma che ci riporta dopo un anno e mezzo sempre alle medesime soluzioni. O meglio, qualsiasi sia il problema, la soluzione è interveniamo su quei luoghi, e sto parlando di pubblici esercizi, di alberghi, di ristoranti, che sembrano essere il centro di questi focolai o di questi punti di contagio. Per cui nessuno parla dei trasporti, per cui viaggiare in treno in un vagone per 7 ore per raggiungere da Venezia, aiutatemi, Roma o Napoli, non è un problema, ma stare un'ora e mezza in un ristorante con le prescrizioni è un problema, è causa di contagio. Non è importante se ci sono migliaia e migliaia di tifosi, l'ho già detto, parlo da grande tifoso di calcio, attorno al pullman scoperto della nazionale che fa il giro di Roma dopo la vittoria degli europei, ma il problema rimangono i pubblici esercizi. Ora, lo stimolo ad una campagna vaccinale sulla quale tutti stiamo con senso di responsabilità spingendo, anche se capiamo che ci sono delle oggettive difficoltà, ecco, lo stimolo viene dal fatto che se non ti vaccini non vai al bar, non vai al ristorante, non vai in vacanza. Benissimo, ma ci sono delle imprese dall'altra parte che non possono avere i loro clienti sulla base di una costrizione che serve per stimolare la gente a vaccinarsi. Io da questo punto di vista devo evidentemente manifestare si è frizzato Capraro proprio in questo momento. Chiedo scusa, mi prego. Sentite? Sì, adesso sì. Ecco, dicevo, o personalmente mi sfugge qualcosa, oppure anch'io condivido il fatto che il Green Pass, così come quando noi siamo chiamati a raggiungere delle nazioni dell'Africa, siamo chiamati a delle vaccinazioni particolari, benissimo, ma questo non deve essere fatto a discapito delle imprese, perché ripeto, tutti i mali non sono lì. E mi riferisco solo, ad esempio, alle grandi occasioni di presenza di persone che non possono essere gestite e ai mezzi di trasporto. A questo punto allora, lancio una provocazione, era preferibile quindi arrivare ad una obbligatorietà del vaccino tout court, Pierpaolo Longo? Ma l'obbligatorietà, a parte che sarebbe incostituzionale, per cui sia meglio un appello al senso di responsabilità. Vi parla una persona che rappresenta un settore che, come il collega Capraro, è stato chiuso per 15 mesi, quindi una situazione di sostenibilità insostenibile. Senza ombra di dubbio l'ulteriore onere del Green Pass
abbasserà i flussi dell'utenza che cavalca determinati impianti. Mi preoccupa molto la questione giovanile perché, come sapete, noi viviamo di ragazzini che vanno dai 3 anni fino ai 16 anni, per cui dai 12 ai 16, parlo anche delle squadre agonistiche, attualmente abbiamo dati che circa il 2/3 di questa popolazione non è vaccinata, per cui settembre lo guardiamo con molta preoccupazione. Una preoccupazione maggiore però è ritornare alla chiusura, per cui dobbiamo sondare i 2 piatti della bilancia. Per noi chiudere per una situazione di contagio sempre più alto non è più ipotizzabile, lo dicevamo un po' addietro, adesso non possiamo assolutamente pensarlo. Ha ben detto precedentemente il sindaco di Silea, che io condivido nelle parole, noi come struttura effettivamente già eravamo onerati nel recepimento del certificato medico per attività non agonistica. Ora l'attività di controllo un po' mi preoccupa perché si tratterà di inserire un nuovo protocollo di accesso alle nostre strutture, ma che, torno a dire, con l'altra faccia della medaglia, una chiusura quanto più impellente, perché i numeri parlano chiaro, spaventa moltissimo. Le nostre strutture non hanno goduto di ristori, l'abbiamo sempre detto, i nostri collaboratori sono arrivati a fine mese con grandissima difficoltà, per cui per noi è necessario ora rimanere aperti. Questo è il primo dato. Stiamo parlando di una vaccinazione che attualmente solca il 50-60% della nostra popolazione, questo è un dato estremamente problematico per noi, per i nostri accessi, che sono già calmierati per le linee guida, per cui, come diceva l'imprenditore precedentemente, gestire le nostre strutture come centro di focolaio credo che sia una riflessione molto pericolosa e molto difficile. Io vedo dal 7 di giugno noi siamo entrati in zona bianca, per cui ricordo le piscine hanno aperto grazie a questa possibilità. Attualmente focolai non se ne sono registrati, l'attenzione è massima, Green Pass o meno, i nostri operatori e il nostro personale è molto attento a quelle che sono le linee di direttiva, quindi distanziamento, mascherina e via discorrendo. Certo è che i nostri ambienti vivono di assembramento, c'è poco da negarlo, per quanto calmierato, per cui se quest'arma attualmente unica che abbiamo a disposizione, che è la vaccinazione, deve trovare un modo di incentivo, e probabilmente il Green Pass da qui al 6 di agosto lo sarà sicuramente. Sentivo i dati di ieri sera come effettivamente il numero delle prenotazioni sia salita in maniera impressionante qui nel Veneto, ben venga. La situazione preoccupa. Devo dirvi che le gestioni di impianto, non solo natatorio ma anche del campo terrestre, stanno già parlando con i propri consulenti, perché un'ulteriore chiusura vuol dire chiudere definitivamente la società di gestione, certo. Per cui il problema rimane molto alto. Io richiamo l'attenzione, come ho sempre fatto, ai giovani e ai ragazzi che hanno bisogno della questo è uno dei punti, e questo è uno dei punti salienti, perché di fatto quando parliamo di attività, Sindaco Cendron, come le piscine e le palestre, parliamo di un pubblico molto giovane, non necessariamente Novax, semplicemente persone che finora non si sono vaccinate, e diciamo sì, c'è la disponibilità del vaccino, ce n'è parecchia, le slot sono comunque aperte, ma forse non ce n'è ancora per tutti, o comunque non ce n'è per tutti, soprattutto se vogliamo immunizzare in tempi brevissimi. Questo è il dato. Ma soprattutto, secondo me, bisogna lavorare sulla consapevolezza dei genitori, perché ovviamente i ragazzi a 18 anni possono decidere da soli, ma appunto le discussioni a cui anch'io assisto nelle situazioni di vita e da sindaco è proprio sulla perplessità di alcuni genitori di vaccinare i ragazzi, specialmente dai 12 ai 17, perché appunto c'è un'apprensione, comunque se è superata per l'età cosiddetta adulta, per i ragazzi, quindi bisogna forse chiedere anche alle nostre ULSS con più forza il fatto di dare dei messaggi di rassicurazione
alle famiglie, ai genitori sul fatto che il vaccino dai 12 anni è sicuro, comprovato e sperimentato. È chiaro che si porrà anche un problema magari di slot, di dosi eccetera, ma credo che la situazione sia già cambiata sulle disponibilità. Abbiamo visto che già il sistema ha retto all'assalto dei 20.000 di questi giorni, credo che appunto possa tranquillamente proseguire. E capisco benissimo la posizione appunto delle attività produttive, degli esercizi, di chi gestisce piscine e palestre che si trova con una nuova incombenza. Perché diciamoci la verità, il problema è che ricade ulteriormente il costo in risorse umane e anche strumentazione per i controlli che appunto si sta definendo in questi momenti, perché abbiamo capito che all'ingresso ci deve essere un controllo preciso di questi Green Pass che avviene attraverso un'app certo, che è messa a disposizione per tracciare se il Green Pass è effettivo oppure no. Diciamo che si rischia di chiedere sempre a chi ha già dato tanto e ha come dire, messo a disposizione e ha rischiato tanto in questo anno e mezzo. Guardi, vedo anch'io, solo per gli eventi estivi del comune, benissimo le prenotazioni, quindi la tracciabilità, ma anche noi dovremmo attrezzarci dal 6 agosto per gli eventi che ci rimangono per fine estate per poter tracciare anche i Green Pass. Ci stiamo attrezzando, come dire, in questi giorni per capire come meglio fare, quindi condivido proprio quella che è così un po' la natura della preoccupazione, che però va superata. Ragazzi, abbiamo fatto 30, dobbiamo fare 31. È l'ultimo miglio, è che sto miglio ormai lo stiamo dicendo da mo', diventa sempre più difficile crederci, sì, non per essere pessimisti, ma sì, insomma, però non possiamo mollare adesso. Sarebbe un messaggio sbagliato. Sì, mi scuso, ma se ribadisco questo messaggio, noi come amministrazioni, e parlo proprio con un noi, perché guardate, i sindaci in prima linea, io ho l'esperienza del Trevigiano, da 1 anno e mezzo ormai passato stiamo lavorando veramente gomito a gomito, al di là di colori politici, per poter assicurare ai nostri cittadini la normalità. Iniziative come i centri estivi già appunto dall'anno scorso, che era in fase del tutto certo, assicurare la presenza a scuola. Poi Tutte le iniziative anche che avete fatto con l'ASCOM, vedo appunto certo, Capraro che annuisce il Treviso Fund e tutto lo ringrazio anch'io, perché stiamo collaborando a livello di comune ma anche come iniziative generali molto bene per rilanciare l'economia dei territori. Senta Capraro, io però in queste settimane, in questi giorni soprattutto, vedo una forte divisione che non fa bene a nessuno, anche all'interno delle stesse categorie economiche. Perché da una parte ci sono i baristi, per esempio, che dicono abbiamo delle difficoltà operative. Chi invece magari ha realtà più stabili e più facilmente monitorabili dice ben venga il Green Pass. Per esempio la Confindustria che dice al governo inserite il Green Pass per i lavoratori nelle aziende. Si sta balcanizzando troppo il confronto anche all'interno delle categorie economiche? Ma credo che siano divisioni naturali, perché ci sono grandi diversità tra questi settori, come questi sono coinvolti in queste dinamiche e come incidono su questi settori dei provvedimenti anche come questo last minute. Cioè è normale pensare che un provvedimento che esce il 23 di luglio a valere dal 6 di agosto sulle vacanze estive ha un'incidenza che è chiara per gli alberghi e in particolare delle località turistiche rispetto ad altre imprese. Quindi la situazione che vivono i pubblici esercizi, i bar, i ristoranti è diversa da quella degli alberghi, è diversa da quella dei negozi, è ancora più diversa da quella di altre imprese. Abbiamo assistito in questi 15 mesi
a aziende in alcuni settori che hanno visto cali del fatturato superiori al 50%, addirittura al 75% nel turismo, e aziende che nello stesso periodo hanno avuto aumenti in doppia cifra nel settore, ad esempio, della produzione o di alcuni settori particolari, penso alla casa ed altri ancora. Quindi perché sono posizioni diverse tra categorie? Perché ci sono situazioni molto diverse tra imprese. E ci sono dei paradossi che stanno esplodendo. La stessa Ascom se n'è occupata anche di recente, diffondendo dei dati. Poche settimane fa ne avevamo parlato anche con il neo presidente della Federalberghi di Treviso, Giovanni Kerr. La manodopera che non si trova, ne parleremo poi più tardi anche con le spiagge, ci collegheremo con diversi operatori e amministratori delle spiagge. Capraro, anche questo è un fronte di questa stranissima estate 2021. Sì, e anche in questo caso sembra esserci il danno e la beffa. Abbiamo dei settori della produzione che non riescono a rispondere alla domanda del mercato per la mancanza di materie prime. Abbiamo dei settori nei servizi, penso alla ristorazione, che non riescono a rispondere alla domanda per mancanza di manodopera disponibile, di collaboratori da inserire anche stagionalmente. Quindi in un momento in cui il mercato chiede, le imprese di alcuni settori non riescono a rispondere. Vi ho illustrato due realtà completamente diverse, ma nel nostro caso proprio per questo, cioè ci sono ristoranti che devono chiudere alcune sale, ci sono dei locali che non possono esprimersi al massimo della loro capacità, perché non c'è la disponibilità sul mercato di figure che possono intervenire. Lo dico senza alcuna polemica, nel senso che si è parlato che la causa è dovuta al reddito di cittadinanza, a retribuzioni, al Covid che ha un po' fatto abituare le persone. Non entriamo nel merito di questi aspetti, entriamo però in un merito di prospettiva, e cioè dobbiamo prendere in mano la questione del lavoro. Dobbiamo intervenire, perché se il PNRR, ed è vero, ci darà prospettive di ripartenza, noi non possiamo essere blocchi di ripartenza con le regole, con la burocrazia, con i sistemi, con un mercato del lavoro che è bloccato da delle dinamiche che devono essere completamente rivoluzionate, nel rispetto ovviamente dei diritti e dei doveri di tutti. Certo, le famose politiche attive del lavoro. Tra l'altro, certo, ecco, penso che Longo da questo punto di vista possa darci la sua testimonianza. In questo ultimo anno e mezzo tante persone che lavorano nelle piscine e nelle palestre si sono date ad altre attività. E questo porta anche a un impoverimento di queste strutture e delle piscine, delle palestre, ma dello sport in generale. Anche questo è un tema. Ci sono tanti giovani che magari stavano cominciando un loro percorso di crescita e che è stato interrotto. Certo, esattamente. Questo è un grosso problema che abbraccia il nostro settore. Noi vediamo un calo di risorse che va dal 60 al 70%, cioè la riapertura stessa della stagione estiva per noi strutture interne come le strutture scoperte hanno dovuto scontare la ricerca di personale che per tutta una serie di conseguenze, ma la prima, la mancanza di lavoro per 15 mesi, ha fatto sì che l'operatore scegliesse anche delle altre carriere professionali. E a questo si aggiunge effettivamente una normativa quanto più generale, ma non entriamo nel merito della nuova legge dello sport che sarà terreno di discussione e che vede già un tavolo aperto su tutti quei vulnus che non vanno a coprire determinate problematiche che sono contingenti al settore sportivo, e che ha portato poi ad avere i nostri impianti con una domanda anche importante, alle volte frenata sia dalla contingenza delle linee guida, ma soprattutto di non avere abbastanza personale a disposizione per far fronte a quella proporzionalità allievo-insegnante. Ecco,
che noi guardiamo a maggior ragione alla prossima stagione di settembre con tutta una serie di preoccupazioni a cui si accumula poi questi condizionamenti normativi che investono un settore che attualmente è dilaniato. Come operatori stiamo mettendo in essere delle attività che possano ricostruire quel tessuto culturale e formativo che deriva senza ombra di dubbio dalle scienze motorie, ma anche da tutte quelle personalità che trovano nel settore sportivo la prima fonte di guadagno e gli permette poi di mantenersi agli studi e ad avere le prime forme di indipendenza dalla famiglia. Se questo non viene sostenuto e suffragato, torno a dire, da impianti che, io vi parlo di quello comunale di Bassano, solo noi gestiamo circa 123 collaboratori sportivi, quindi sono aziende che fanno lavorare parecchie risorse che attualmente si trovano frenate su tantissimi fronti e questa è una preoccupazione importante. Torno a dire poi con operatori molto responsabili, infatti noi al 20 di giugno avevamo tutti i ragazzi garantiti e vaccinati grazie poi alla possibilità che è stata data di vaccinare gli operatori per i centri estivi, per cui la propositività dello sport è sempre confermato. Manca l'altrettanta fiducia normativa in un settore che è molto vago, certo, e normato in maniera interpretativa. Perché l'altro tema è proprio questo, la vaccinazione degli operatori, la vaccinazione dei collaboratori sostanzialmente. Capraro, si pone a questo punto anche una questione di natura sindacale che già qualcuno sta ponendo, soprattutto tra i sindacati. C'è questo aspetto, rubo solo un secondo per un passo indietro richiamando quanto dicevi Cristian e quanto ha riportato anche Longo. C'è anche un impoverimento che a noi preoccupa particolarmente, che è quello delle competenze, cioè quando per sostenere 15 mesi i costi di casa, dei figli da mandare a scuola, dell'affitto, del mutuo, delle figure professionali, 15 mesi in cassa integrazione, sono costrette ad uscire dal proprio settore perché è in questa situazione ed affacciarsi ad altri, perché molti camerieri, cuochi, portieri d'albergo si sono rivolti ai settori dell'industria per un'occupazione che garantisse loro il sostentamento necessario, quelle competenze non torneranno più indietro, non ritorneranno più nel mercato del turismo e noi perderemo esperienze, conoscenze, la conoscenza delle tradizioni, della cultura, del territorio e non è possibile pensare di recuperarla dalla sera alla mattina e non è possibile pensarla se non attraverso delle politiche attive. Ecco, ci tenevo a fare questo passaggio perché l'altro aspetto della perdita, che non è solo quantitativa, quanti addetti, ma anche qualitativa, che tipo di addetti. Non è legata al momento storico, ma è proprio in un ragionamento in prospettiva. Questo in prospettiva, assolutamente. E l'altro aspetto è chiaro che se il ragionamento è che all'interno delle nostre realtà coloro che vengono, i nostri clienti, i nostri ospiti, possono venire solo se dotati, chiamiamoli così, forniti di Green Pass, questo tipo di richiesta del mercato potrebbe portare anche a richiedere che anche gli addetti lo siano. Allora lì torniamo al problema, non c'è e non ci può essere un obbligo alla vaccinazione, c'è una necessità di responsabilità, di responsabilizzare a questo, ma non ci può essere un obbligo, ma in un'azienda in cui il 5% di 500 addetti, 500 operai non si vaccina può essere gestibile, ma in una piccola impresa del commercio, del turismo, dei servizi, dove ci sono 2 dipendenti, 1 dipendente, 3 dipendenti all'interno di un contesto di impresa, se uno di quelli non si vaccina e non è obbligato a vaccinarsi, noi perdiamo il 100% della nostra forza lavoro. Non è la stessa cosa fare dei ragionamenti su dei contesti di grandi dimensioni, sulle grandi imprese e farlo sulle
piccole che in realtà sono micro e nel nostro caso sono nano imprese. Anche qui va fatto un ragionamento differenziato, perché ogni situazione è differente ed è a sé stante. Però il tema, Sindaco, centrale che sottolineava Capraro è quello delle competenze. È quello dei giovani. Nei giorni scorsi ho raccolto anche numerose segnalazioni di enti di formazione, per esempio, che non trovano disoccupati da formare. E anche questo è un paradosso. C'è tutta una fascia di popolazione, si chiamavano NEET una volta, no? Quindi né impiegati né studenti, che si sta allargando. Questo è un dato percettivo, probabilmente le statistiche ce lo confermeranno fra qualche mese, ma questo sui territori già si vede. Guardate, anche noi viviamo questo paradosso di aziende che magari si rivolgono appunto al sindaco, agli assessori, agli altri amministratori per chiedere personale. Guarda, non ultima una richiesta di personale per le pulizie. Cioè, quindi non si trovano figure maschili o femminili che siano, ed è ovviamente questo un mercato in espansione come azienda, perché sappiamo che le pulizie in questo il settore delle pulizie ha avuto un incremento, e anzi, cioè, approfitto per ringraziare tutti gli operatori, perché davvero magari a volte li dimentichiamo rispetto ad altri, ma avere, diciamo, dei luoghi igienizzati e puliti ci garantisce la quotidianità, come dicevamo prima. Ecco, riceviamo anche noi queste richieste paradossali, come si diceva prima, e abbiamo cercato anche a livello territoriale di dare dei segnali, perché abbiamo capito questo bisogno, e nel nostro piccolo, all'interno del programma dei cosiddetti non solo centri estivi ma anche iniziative e opportunità per i giovani, abbiamo promosso in particolare per i ragazzi in alcuni casi dai 13 appunto ai 17 anni, in alcuni casi dai 16 anni, dei corsi professionalizzanti che possono essere un primo step professionalizzante. In particolare abbiamo promosso dei corsi di salvamento acquatico in collaborazione con la FISA, dove appunto come comune abbiamo spesato anche quasi al 100% il corso che questi ragazzi stanno tuttora sostenendo, perché è un corso davvero impegnativo che prevede delle prove teoriche, delle prove pratiche, e proprio pensavo mentre Longo parlava che abbiamo toccato con mano questo problema di una carenza degli operatori su questo settore, perché è mancato comunque la formazione anche degli operatori sul salvamento acquatico per un anno, certo, per un anno e mezzo, e quindi i formatori ci hanno proprio detto: guardate, andiamo a lavorare su un settore che ha anche bisogno, e contemporaneamente diamo un messaggio chiaro ai ragazzi, non solo per così dire blandamente per occupare il tempo estivo, ma proprio per avviarsi a quella che può essere una professione, un'esperienza lavorativa. Cioè dai 16 anni i ragazzi possono, con un percorso, ripeto, serio, comprovato, che prevede delle prove finali, possono poi accedere a una professione, a un lavoro, e questo è un messaggio che abbiamo dato in questo settore, impegnandoci in prima persona come amministrazione, ma anche in un altro. Abbiamo promosso per esempio un corso per i pizzaioli, aspiranti, certo, pizzaioli, e ci avete aiutato anche a dare risalto a questa iniziativa. Però i ragazzi non solo sono rimasti entusiasti, ma appunto hanno potuto prendere coscienza di che cos'è lavorare in questo settore, facendo appunto della formazione che prevede non solo la parte, diciamo, operativa lavorativa, ma anche sull'importanza dell'uso delle materie prime, sulla loro qualità, e quindi potendo anche diffondere una cultura di un certo tipo. Accanto a queste esperienze che abbiamo voluto spingere, ecco, sono state una sperimentazione, ma credo che grazie anche alla collaborazione degli imprenditori sul territorio e delle associazioni sul territorio si allargherà a macchia d'olio, perché ne abbiamo capito l'importanza
e anche il fatto che si leghi a un'esperienza lavorativa è un messaggio essenziale. Cioè dobbiamo avere questa mentalità che per i ragazzi da un certo punto in poi, quindi parliamo della scuola superiore, non c'è più solo l'esperienza scolastica o comunque legata alle attività extradidattiche, ma ci può essere l'inizio di un'esperienza lavorativa. Così arriveremo magari al mercato del lavoro con una visione più realistica delle cose, perché appunto manca la manodopera. Oltre il Covid, perché di questo stiamo parlando. Vi chiedo di rimanere con me, chiedo a Federico Capraro, a Pierpaolo Longo e ovviamente al sindaco Cendron. C'è qualche istante di pubblicità fra poco. Di nuovo in onda, sono sempre qui con Rossella Cendron, sindaco di Silea, Pierpaolo Longo, assonuoto, titolare di palestra e piscina a Bassano, e con il presidente dell'Ascom di Treviso, Federico Capraro. Stiamo un po' cercando di interpretare questi giorni paradossali, li abbiamo definiti così, perché questo Green Pass sta un po' sparigliando nuovamente le carte in tavola, soprattutto per le categorie economiche. Vi do un aggiornamento velocissimo, già vedete i numeri in sovraimpressione, sono quelli della campagna vaccinale. Le dosi somministrate nelle 24 ore in Veneto sono state 43.758 per un totale di 5.184.210 dall'inizio appunto della campagna vaccinale. Prima l'epidemiologo, il professor Guerriero, ci diceva che è un dato comunque buono, al di sopra della media internazionale e anche italiana. Le prime dosi sono 14.000 su 43.000, ovviamente nelle 24 ore, i cicli completati 29.000. I cicli completati in Veneto sono quasi 2,5 milioni, quindi è un buon dato, però da questo dato al momento resta fuori, questo è il punto, un'ampia fetta della popolazione che non necessariamente è Novax, semplicemente non si è vaccinata, e su questa fetta di popolazione pende come una spada di Damocle questo Green Pass, ed è ovvio che in questa fetta di popolazione ci stiano soprattutto i giovani che usufruiscono dei servizi, che usufruiscono maggiormente delle palestre, delle piscine, e sono i protagonisti della Movida. Questo un po' in estrema sintesi il quadro aggiornato della situazione. Dico bene, sindaco, è questo? Sì, certo, come appunto dicevo anche prima, vediamo che adesso il livello di contagi è proprio nella fascia dei giovani. Che sono quelli che si muovono di più e che hanno... ventenni, e che poi lo portano inevitabilmente in famiglia. E che hanno tutto il diritto di vivere un'estate serena dopo mesi di sacrifici, quindi nessuno vuole puntare la pistola no, certo, anche perché tempia, guardate, però sono veramente i ragazzi, specialmente i ragazzi delle superiori, che hanno sofferto tantissimo quest'anno. L'abbiamo visto anche dai livelli, dalle prove invalsi, dai livelli anche di rendimento scolastico, che la situazione è più drammatica. Stiamo parlando di competenze, di competenze che non ci sono, ma il rischio qua è che ci siano anche cattive competenze, perché queste prove invalsi hanno detto che un ragazzo su 2 di fatto non è preparato come dovrebbe, quindi questa didattica a distanza probabilmente non è andata come doveva andare. Capraro, anche questo è un elemento, un ulteriore tassello nel puzzle delle competenze su cui le categorie economiche stanno puntando molto, la qualità anche dell'istruzione e della formazione ai tempi del Covid. Ma sicuramente quello che sta succedendo incide anche in questo aspetto. Non si può pensare che la didattica a distanza creata e imposta dalla sera alla mattina possa avere la stessa efficacia, ripeto, così nell'immediato, e la stessa resa della didattica alla quale tutto il sistema, quindi non solo gli studenti ma anche gli insegnanti, erano abituati, perché ci sono modalità, tempi, contenuti, tanti aspetti che devono essere variati in base al canale attraverso il quale passa questo tipo di
di passaggio, di conoscenza. Allo stesso modo questo vale nel mondo del lavoro, come dicevo prima, cioè non è pensabile, ma lo abbiamo anche riscontrato, che 15 mesi di assenza dal posto di lavoro non lasci alcuna traccia. Cambiano un sacco di aspetti e ciò che è successo a livello psicologico, la pandemia a livello psicologico ha inciso molto più di quello che noi pensiamo, condizionando anche, ripeto, la forza lavoro che ha voglia di tornare a lavorare, ma non è stata una pausa di un fine settimana, una pausa rigenerativa. Per alcune realtà sono stati 5 mesi di chiusura, per altri 8 mesi di chiusura, per altri, ripeto, 10 mesi di chiusura o di partenza anche a singhiozzo per pochi giorni la settimana. Quindi, così come parlavamo prima del mercato del lavoro che va riorganizzato in funzione della vera ripartenza, anche tutto l'aspetto della formazione e tutto l'aspetto della istruzione va rivisto. Ci sono dei casi, tra l'altro, virtuosi, pensiamo agli ITS Academy, ne abbiamo anche noi in provincia di Treviso alcuni di straordinario valore che raggiungono l'obiettivo di portare all'interno del mondo del lavoro figure che si formano anche in alternanza scuola-lavoro, con un grado di competenza, con una motivazione, con una possibilità in termini anche di prospettive future, di lavoro all'estero, di lavoro in più settori, che nei confronti di coloro che seguono questo tipo di percorsi mette insieme le due esigenze e sono figure che non solo non rimangono disoccupate un giorno, ma trovano occupazione già durante il corso di studi. Questo è un concetto fondamentale, ne parlavamo poco tempo fa anche con l'assessore regionale Elena Donazzana, era qui in studio. Quando parliamo di ITS Academy, diciamolo bene, parliamo di percorsi di alta formazione post maturità dedicati ai tecnici specializzati che solitamente escono da questi ITS Academy e nel 95% dei casi trovano subito, immediatamente lavoro. E quindi sono figure importanti e sono percorsi che fanno la differenza poi nel mondo del lavoro, dal turismo come diceva Capraro, ma penso, che ne so, al meccatronico, al tutto il sistema del tessile, della moda, del calzaturiero, dell'occhialeria. Insomma è un mondo molto composito sul quale i giovani devono ragionare, non per fare promozione ma perché parliamo di un'alternativa molto valida. Tra l'altro stiamo parlando di prestazioni. Le chiedo, Longo, in 30 secondi, qui non sono solo peggiorate le prestazioni degli studenti, sono peggiorate anche le prestazioni degli atleti. Lo abbiamo sentito in questi giorni di apertura delle Olimpiadi, allenamenti che sono saltati, allenamenti che sono stati fatti in maniera spesso rocambolesca, anche la qualità dello sport professionista è a rischio. Beh, questa è una conseguenza lampante, lo vedremo poi proprio nelle prossime settimane, però io devo spezzare una lancia a favore di questi giovani perché continuiamo a metterli all'interno di ampolle non comprendendo la loro capacità di essere responsabili. Noi come impianti sportivi, i primi giovani che abbiamo, la prima utenza che abbiamo fatto cavalcare gli impianti sono stati proprio gli atleti, ragazzi che vanno dai 12 anche 10 anni fino ai 17 e 18 per gli assoluti e sono stati i primi ad essere adempienti rispetto alle regole e alle norme. Ciò nelle nostre scuole e immagino che anche nel momento in cui gli si dia questa fiducia e responsabilità di ricavalcare le aule siano in grado di ottemperare al loro comportamento. A me dispiace continuare a vedere questa preventiva paura rispetto agli atteggiamenti quando tutt'oggi ci stanno dimostrando i ragazzi, e ricordo lo sport in questo è molto formativo, ci hanno dato prova di quanto siano responsabili e quindi limitarli nelle strutture di apprendimento, come può essere lo sport che non è solo formativo ma è anche educativo, quello che giustamente il sindaco accennava prima, il ruolo della famiglia che molto spesso viene
probabilmente esasperato, ma alle volte manca. Lo sport in questo va a colmare, quindi diamo l'opportunità ai ragazzi di essere responsabili di loro stessi e allora vedremo delle vere prestazioni, se no siamo talmente abituati ad accompagnarli per mano che alla prima difficoltà questi crollano e l'abbiamo visto con la DAD, parlo a livello di abusivi, il tasso dell'alcol e via discorrendo, tutti questi rifugi capestri che hanno cercato un tentativo di evasione a questi ragazzi che ormai non hanno più capacità di esprimersi. Tornando alle squadre agonistiche, è un grande danno, soprattutto per il Veneto che eccelle nelle prestazioni sportive non solo del mondo dello sport. Ci auguriamo che gli atleti che abbiamo portato oggi a Tokyo, ma ricordiamoci anche i campioni italiani e europei che hanno sformato, sono a maggior ragione campioni perché hanno dovuto sopportare una stagione di allenamento inesistente, soprattutto nel confronto tra di loro, che è il vero rapporto formativo sulle prestazioni. E Capraro, ho un'ultimissima domanda per lei. Come cambierà la sua vita da imprenditore dal 6 di agosto? Beh, siamo chiamati nuovamente a convivere con questa situazione di incertezza, che è diventata la nuova certezza e ahimè non è un gioco di parole, e velocità di cambiamenti che si susseguono. Questo tipo di situazione non era una nostra abitudine. Noi ci siamo velocemente dovuti adattare a questi cambiamenti così radicali, così veloci. Non è facile, quindi ci troviamo a maggior ragione a partire dal 6 di agosto ad fare un ulteriore passaggio. Oggi chiediamo delle certezze perché oggi riceviamo telefonate dai nostri ospiti che cercano di capire cosa devono fare il 7 di agosto perché magari hanno prenotato una vacanza e hanno 2 figli minorenni ma con più di 12 anni e per capirci, ma potranno fare colazione in albergo? Perché la sala colazioni, adesso stiamo aspettando le interpretazioni, viene parificata a un ristorante. Dico una cosa banale, ma questo tipo di situazioni crea un'incertezza certo al cliente finale, ma crea ovviamente un problema a noi imprenditori. Quindi sempre più pronti a interpretare, a capire qual è la soluzione migliore e adattabile alle nostre esigenze. È un allenamento ma mette a dura prova un fisico minato, ripeto, da 15 mesi, quindi stando nel paragone, questa è una situazione, diceva prima il sindaco, correttamente siamo all'ultimo miglio, ecco, corriamolo il più veloce possibile e corriamolo tutti insieme e quindi che il piano vaccinale vada il più avanti possibile, il più velocemente possibile, è l'unica strada che permette a questo paese di tornare alla normalità. La capacità quindi degli imprenditori di essere concavi e anche convessi sostanzialmente, questo è anche per ovvie ragioni proprio di sopravvivenza. È una capacità, è un'attitudine e soprattutto è una mancanza di alternative. Ecco. Questa è la sintesi perfetta, chiuderei con questo. Grazie davvero a Federico Capraro, presidente dell'Ascom di Treviso, Pierpaolo Longo, grazie davvero, in bocca al lupo per tutto. A voi. Grazie davvero. Sindaco Cendron, tiriamo un po' le fila di questo nostro dialogo, direi anche ricco di spunti. Nel suo caso, per esempio, a inizio agosto, come Comune di Silea, inizierete i centri estivi per anziani, perché avete lanciato nei giorni scorsi anche questa attività molto, molto interessante. Come la coniugate con il Green Pass? Guardi Cristian, sa che a Silea siamo veramente un laboratorio di sperimentazioni e abbiamo lanciato questa ulteriore sfida proprio perché dopo aver risposto alle esigenze delle famiglie per i tempi di conciliazione lavoro-famiglia con i centri estivi per i ragazzi, perché oltre al centro estivo comunale abbiamo una varietà di centri estivi, almeno una decina di proposte sul territorio che comunque sosteniamo
come comune, appunto con dei contributi alle famiglie, abbiamo cercato di intervenire anche sulla fascia cosiddetta over, la fascia dei nostri nonni, proprio perché anche loro sono stati penalizzati da questo periodo. Sapete che appunto con le chiusure dei cosiddetti centri sociali eccetera è mancato un importante momento di socialità. Sapete che magari gli anziani sono, come dire, abituati, e anche è il loro sfogo, il gioco delle carte, che è stato impedito fino a un certo punto, ma abbiamo cercato di restituire questa opportunità anche elevando un po' il livello qualitativo delle proposte. Quindi il nostro Parco dei Moreri, che attualmente è gestito dall'associazione Auser Polaris, assieme appunto ai nostri servizi sociali e ad altri attori del territorio, hanno diciamo, messo insieme questa proposta che prevede non solo i giochi tradizionali delle carte oppure della tombola nelle fasce pomeridiane dalle 15:30 alle 18:30, ma anche per esempio laboratori di scrittura autobiografica, teatro, corsi di musica, corsi di ginnastica, quindi davvero delle alternative prefissate con un programma giornaliero che rispettando magari le norme, il distanziamento e prevedendo anche molte attività all'aperto, può avviarsi ed essere una nuova sfida, una nuova alternativa. Green Pass o no? Noi siamo pronti avanti. A partire. Anche perché insomma parliamo di una fascia d'età dove l'indice di vaccinazione è molto elevato, è tra i più alti. È anche la situazione meno problematica da gestire. Sindaco, grazie per questa sua partecipazione, grazie per averci illustrato anche queste iniziative, ovviamente le seguiremo. Certo, noi come sempre insomma, giochiamo di sponda siamo con le amministrazioni pronti comunali. A mostrarvi insomma, che cosa si può fare in un comune anche per, voglio dire, innovare. E mi riallaccio a quello che dicevano prima il Presidente Capraro e il Presidente Longo, proprio su quello che hanno la capacità gli imprenditori, come diceva, di essere concavi e convessi, e tra me e me pensavo proprio, ecco, un po' come gli amministratori che non hanno in realtà un lavoro, hanno una missione, ecco, quindi questo ci sentiamo. All'elasticità, diciamo, perché in questo periodo è la flessibilità dote che vince su tutto. E resilienza. E soprattutto resilienza che va tanto di moda. Comuni ed elezioni comunali. Io la saluto, la ringrazio per passare proprio a questo tema, perché è iniziata la corsa alle amministrative 2021 un po' in tutto il Veneto, non c'è ancora la data delle elezioni, dei seggi, ma è iniziata la campagna elettorale. Questa mattina è stato presentato il candidato sindaco della centrodestra a Montebelluna, Adalberto Borin, e a sostenerlo c'era il governatore del Veneto Luca Zaia, che abbiamo intervistato, che il nostro Lucio Zanato ha intervistato a margine, ovviamente su tutti i temi principali del momento, ovviamente anche il Green Pass, ma sentirei Zaia. Parlando invece di dati e di numeri, c'è da rivedere qualcosa per quanto riguarda il numero per quanto riguarda il Covid. C'è stato un problema sui conteggi. Ma sì, è un problema informatico, è banale e che ci ha anche portato bene. Abbiamo perso 100 ricoverati in un istante, nel senso che i dati ufficiali oggi sono 161 ricoverati in tutto il Veneto, ieri ne avevamo quasi 260 se non ricordo male, e 19 persone in terapia intensiva, quindi un bel dato. E ci siamo accorti che c'era un bug, quindi un problema informatico che non ci ha permesso la pulizia delle liste nello scaricare i pazienti che guarivano e andavano a casa. Sì, a proposito di sempre Covid, oggi pomeriggio ci sarà una manifestazione in tutta Italia, in particolare anche a Treviso, da parte delle persone che non vogliono il Green Pass. Che cosa dire loro? Perché io rispetto le idee di tutti, peraltro non è un'azione che ha messo in piedi la Regione, però noi abbiamo dato l'opportunità a tutti di potersi vaccinare. L'82% dei veneti sarà vaccinato, avrà fatto almeno una dose entro ottobre. Dopodiché c'è anche chi liberamente decide di non vaccinarsi, liberamente decide di protestare. Noi guardiamo da fuori questa attività, però siamo chiamati a erogare un servizio che è quello della vaccinazione.
Così Zaia sulla vaccinazione, ma poi il nostro Lucio Zanato lo ha intervistato anche su altri temi. Nel corso della diretta vi mostreremo, vi faremo sentire anche questi interventi. Adesso però per noi c'è il meteo, essenziale, strategico quasi nei weekend estivi. Il meteo, un po' di pubblicità, poi ritorniamo con altre storie dal nord-est e tanti altri ospiti. Benvenuti al meteo. In Veneto per sabato 24 luglio il tempo si manterrà variabile, specie sulle zone montane e pedemontane. Piogge solo occasionali, minime dai 19 gradi di Belluno, massime fino ai 34 di Verona e Rovigo. Per lo più nuvoloso anche in Friuli Venezia Giulia, con schiarite più ampie lungo le coste. Temperature minime intorno ai 20, massime fino a 31. Mare da calmo a poco mosso. Tempo instabile anche in Trentino Alto Adige, dove non si escludono piogge nel tardo pomeriggio sera. Temporali previsti soprattutto in provincia di Trento. Temperature minime da 17 gradi, le massime invece potranno toccare i 34 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Di nuovo in diretta, di nuovo a raccontarvi cosa sta succedendo a nord-est. Tra l'altro ieri c'è stata un'importante riunione dei sindaci della costa veneta a Cavallino Treporti. Siamo collegati, non so se mi sente, con il sindaco di Cavallino Treporti, che è anche il presidente dell'Associazione dei Comuni del Litorale, Roberta Nesto. Mi sente, sindaco, per caso? Sindaco, il sindaco ancora non mi sente, vabbè, cerchiamo di ripristinare in qualche modo il collegamento, cerchiamo di capire se riusciamo appunto a dialogare. Un'importante conferenza, perché ovviamente è la stagione dei comuni del litorale, la stagione estiva evidentemente, ma ci sono tante problematiche da affrontare, tante quelle sul tavolo. Prima abbiamo parlato dell'assenza di manodopera, per esempio negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti. C'è un Green Pass da declinare poi anche in queste località per la gestione degli eventi e quant'altro. La vedo sempre collegata, non so se adesso mi sente. Sindaco, buongiorno. Sindaco, mi sente? Io la sento. Eccoci, perfetto. Buongiorno sindaco, è un piacere ritrovarla su Antenna 3. Dicevamo che ieri c'è stata un'importante conferenza dei sindaci del litorale veneto. Lei è da circa un mese presidente dell'associazione, prima di lei c'era il sindaco di San Michele al Tagliamento, Pasqualino Codognotto, e ieri vi siete nuovamente ritrovati, perché i temi sul tavolo sono sempre tantissimi. Qual è attualmente la priorità e soprattutto come la vede questa applicazione del Green Pass in piena stagione turistica? Allora, ieri ci siamo visti per la prima volta in presenza da tantissimo tempo, cioè esattamente dall'8 di marzo del 2020 non riuscivamo a vederci se non in videochiamata, e devo dire che è stata una grande emozione. Da questo punto di vista grandissima. Le presenze e quindi i risultati che oggi le aziende stanno ottenendo sono buoni, sono decisamente molto incoraggianti, quindi ci fanno ben sperare. Ovviamente il Green Pass, se da una parte conveniamo tutti che devono esserci delle regole, devono esserci delle verifiche, la gente può muoversi ma deve appunto essere vaccinata o deve essere comunque fatti i tamponi, dall'altro l'inserimento così in mezzo alla stagione senza preavviso comporta delle difficoltà organizzative e di verifica, per cui non nego che qualche difficoltà applicativa ci sia, però sicuramente supereremo anche questa. Ecco, qui vediamo la conferenza di ieri, quindi lei diceva la prima in presenza dopo tanto tempo. Tra l'altro
Avete parlato anche di recovery plan, perché non ci sono buone notizie da questo punto di vista. I comuni sotto i 15.000 abitanti sono un po' esclusi dalla programmazione e la maggior parte dei comuni del litorale veneto sono sotto questa soglia. Allora, noi siamo molto preoccupati perché ovviamente comuni come i nostri, quelli costieri, che sono piccoli comuni al di sotto dei 15.000 abitanti e che hanno grandi presenze turistiche, per esempio Cavallino Treporti ha 6 milioni e mezzo di presenze turistiche, Jesolo lo stesso è sopra i 6 milioni. Quindi abbiamo grandi comuni dal punto di vista turistico ma piccoli in termini di residenza, sono stati completamente dimenticati. Mi pare che il turismo sia la cenerentola di tutte le misure e quindi francamente al di là dei proclami ci rendiamo conto che oggi c'è poca attenzione per il nostro settore. Pertanto noi candidiamo la conferenza dei sindaci come organismo che può effettivamente coordinare un'azione di area vasta e quindi ottenere dei finanziamenti. Ne abbiamo bisogno che il governo ponga attenzione al balneare, alle nostre spiagge, i problemi dell'erosione, i problemi dell'ambiente, il problema dell'economia sociale, cioè dei nostri lavoratori, degli stagionali, delle nostre imprese, il tema quindi dell'erosione, quello ambientale a 360 gradi e quello sociale, oltre a quello economico. Abbiamo scritto al governo e abbiamo chiesto che appunto si consideri la conferenza dei sindaci come un organismo sicuramente dotato anche di una propria autonomia patrimoniale, quindi diventa importante. Poi abbiamo un'azione sinergica con i consorzi di promozione turistica che sono il braccio armato per la promozione dei nostri territori in Italia e all'estero e ovviamente con Regione Veneto. E quindi il dialogo tra istituzioni in questa fase è imprescindibile. Tra l'altro proprio un mese fa più o meno ci eravamo sentiti e questo dialogo si era concentrato principalmente sui temi della sicurezza. Era, diciamo così, l'inizio della stagione a Jesolo, soprattutto c'erano stati quegli episodi di movida selvaggia, la richiesta da parte del sindaco Zoggia di avere più personale di polizia, forze dell'ordine in generale, poi sostenuta anche dal vostro tavolo. Qualcuno è arrivato, il personale è stato in qualche modo dispiegato, sì o no, com'è la situazione? Vedo che scuote la testa. Allora, qualcosa è arrivato e non possiamo dire che ci sia stato un silenzio totale, anzi qualche unità in tutte le spiagge è arrivata, gli rinforzi sono arrivati, però ritengo, e questo è anche il parere dei colleghi che abbiamo avuto ieri, abbiamo avuto la conferma, assolutamente inadeguati rispetto al momento che stiamo vivendo. Forse il contingente delle forze straordinarie nelle spiagge gli anni scorsi poteva essere buono, ma oggi come oggi avremmo avuto bisogno di molto di più. Tant'è che continueremo a chiedere. Ritengo poi che ci siano delle situazioni un po' più importanti, un po' più difficili e altre un po' più tranquille, quindi non tutte le spiagge hanno gli stessi problemi, però noi dobbiamo far fronte comune con tutti perché ovviamente il tema sicurezza declinato in tutte le sue accezioni, sia quella ovviamente sicurezza forze dell'ordine, sia quella sanitaria, sia quella quindi della prevenzione, è importante, il tema sicurezza è importante per tutti. Ecco, diciamo anche questo, che ogni spiaggia del Veneto fa a sé, ha una sua specificità, quindi il problema della movida selvaggia è, così è stata definita anche dallo stesso sindaco Zoggia, è presente soprattutto a Jesolo per ovvie ragioni. Sul fronte, per esempio, ecco, se ne parla ogni estate, sul fronte della lotta al commercio abusivo, per esempio, cosa si sta facendo e come state procedendo? Allora, ogni spiaggia anche qui sta mettendo in campo le sue azioni. Il sindaco si è frizzato per un momento, ma adesso sicuramente ci ricolleghiamo. Nel frattempo vi presento il nuovo ospite che mi ha raggiunto in studio, Michele Grossato, che è presidente della Proloco di Rosolina, quindi rimaniamo sul litorale veneto, che è un litorale molto lungo, va appunto da
San Michele al Tagliamento, da Bibione fino a Rosolina, Portoviro, Porto Tolle. Ecco, le tre spiagge che rappresentano praticamente la parte del delta del Po della costa veneta. La parte, diciamo così, meridionale della costa veneta. Grossato, stavamo parlando con il sindaco Onesto di sicurezza in spiaggia, di lotta agli abusivi. Ecco, com'è la situazione a Rosolina da questo punto di vista? Rosolina che è una località importante, oltre 1 milione di presenze all'anno, anche giovani, quindi ecco, ci scatti una fotografia nell'estate del Covid. Ma sicuramente il fatto che i giovani non riescono in maniera semplice a prendere un aereo e andare sulle località extra Italia, hanno riscoperto anche Rosolina Mare. La vocazione di Rosolina Mare è sempre stata una spiaggia per famiglie, una spiaggia di relax, e perciò grosse problematiche di ordine pubblico non ne abbiamo mai avute. Nelle ore serali invece, soprattutto nei weekend, abbiamo un po' una sorta di occupazione delle spiagge libere da parte di questi ragazzi che campeggiano e magari fanno anche uso di alcolici, e perciò stiamo lavorando insieme alla polizia e alle forze locali per arginare questa cosa, proprio perché non degeneri magari in risse notturne, ma al momento non abbiamo registrato. Diciamo che riuscite a tenere la situazione sotto controllo, questo diciamo dipende anche dalle dimensioni della località, tutto sommato. Esattamente, Rosolina Mare ha la fortuna di essere insorta un piccolo paese, non abbiamo grandi villaggi, grandi alberghi, la situazione è un po' più uso quartiere, c'è un tavolo di sicurezza gestito dalla questura, dalla prefettura, che sta lavorando veramente bene, qualche problema di viabilità e qualche problema sulla zona più abbandonata di Rosolina Mare, che è la zona naturalistica di Porto Caleri. Per questo l'amministrazione comunale quest'anno ha adottato anche il parcheggio a pagamento per controllare anche la sosta, e così in maniera tale anche di evitare che ci sia un sovraffollamento nelle ore notturne, come mi ripeto. Questo diciamo consente anche di regolare i flussi. Esattamente. È una questione di sicurezza, di ordine pubblico, ma anche di sicurezza in epoca Covid. Esattamente. Questo è il discorso. Vedo che non c'è ancora il sindaco Onesto, ma sicuramente riusciremo a ricollegarci, perché ci sono altre tematiche sul tavolo. Tra l'altro prima ne abbiamo affrontata una con ecco, adesso la rivedo. Mi sente, sindaco? Eccoci qua. Eccoci qua, mi scuso, ma le linee qui oggi... Ci mancherebbe, siamo abituati, questa pandemia ci ha insegnato anche a essere molto più elastici nei confronti della tecnologia, non ci formalizziamo. Sindaco, stavamo parlando appunto di sicurezza, di queste forze dell'ordine che sono arrivate, ma ne servirebbero altre. Qui con me, non so se lo vede, immagino di sì, c'è il presidente della Proloco di Rosolina. Questo a testimoniare il fatto che la costa veneta è lunga ed eterogenea, ecco. E stavamo parlando appunto di questo controllo del territorio, ordine pubblico, ma anche sicurezza in epoca Covid. Da questo punto di vista, Cavallino Treporti, com'è la situazione? Cavallino Treporti, lo ricordiamo, è una delle località in Europa punto di riferimento del mondo del camping, forse la prima, se non sbaglio, sindaco. Assolutamente, noi facciamo l'85% dei nostri numeri con i campeggi, e di pensa proprio per motivo è il turismo all'aria aperta è appunto l'elemento importante. È una località che ha 32 campeggi, e appunto le presenze turistiche sono fatte proprio con questa tipologia di ospitalità, quella dei campeggi. È ovvio che da noi la sicurezza viene garantita in via primaria dalle strutture ricettive, perché gli ospiti sono sicuramente accolti e subito registrati e anche gestiti dalle strutture ricettive. Quindi solo in seconda battuta arriva il Comune. Il Comune ovviamente deve garantire gli spazi pubblici, deve garantire i luoghi di socializzazione, le piazze, i mercati e la spiaggia. Perciò è un lavoro che stiamo svolgendo in sinergia con tutto il settore ricettivo,
ovviamente anche con gli alberghi che ci sono e con l'extraalberghiero. Perciò la nostra situazione nel nostro territorio è sicuramente buona. I camping quest'anno sono tutti aperti e l'anno scorso alcune strutture erano rimaste chiuse, non solo a Cavallino ma in tutta la costa, anche nomi altisonanti per chi conosce l'ambiente. Quest'anno com'è la situazione? Le strutture sono tutte aperte? Tutte aperte, l'anno scorso a Cavallino erano rimasti chiusi 2 campeggi, quest'anno sono tutti aperti e oggi tra l'altro sono tutti pieni al 95%. In questi giorni stiamo registrando questi dati importanti, quindi molto incoraggianti, una buona Pentecoste, leggermente inferiore a quella di 2 anni fa, ma comunque buona. Oggi sono quasi tutti pieni, le prenotazioni per agosto sono molto buone, confidiamo ovviamente che non ci siano misure particolari, che tutto quindi vada bene e ovviamente anche confidiamo nel bel tempo. Quindi lei mi conferma che non ci sono state particolari disdette per il mese di agosto? Assolutamente. Ad oggi assolutamente confermo che anzi alcuni paesi che hanno oggi i bollini della non possibilità di accedervi, di andare a fare vacanze, anche di paesi europei, hanno tipo la Grecia, anche certe situazioni che si verificano in Spagna, hanno sicuramente favorito il turismo a chilometri zero, il turismo di vicinato, il turismo nella costa veneta. Quindi tutto questo e anche queste nostre presenze turistiche hanno questo significato, però abbiamo anche tanti ospiti stranieri, quindi ci fa ben sperare, perché ovviamente avere gli ospiti significa garantire il lavoro alle nostre aziende e ai nostri lavoratori e anche l'imposta di soggiorno ai comuni, perché di questo viviamo. Questo è un po' di sano realismo, Sindaco. Assolutamente. Tra l'altro l'anno scorso c'erano state delle problematiche da questo punto di vista per le casse comunali. Poi il governo vi è venuto incontro in termini di trasferimenti statali? Sì, allora noi l'anno scorso abbiamo avuto sostanzialmente un pareggio di bilancio grazie agli interventi statali e grazie anche al fatto che ci siamo attivati. Però vede, al di là del pareggio del bilancio, noi, faccio un esempio, Cavallino Treporti è passato da un aiuto a 45 famiglie, aiuto tangibile, adesso noi aiutiamo 450 famiglie, quindi capisce che non è un dato da poco, per cui non è soltanto il governo interviene con dei pareggi di bilancio, è un sistema nuovo, un mondo nuovo. Noi ancora non ci rendiamo conto di quanto la pandemia ha cambiato i nostri usi, i nostri costumi, ma anche le possibilità di far fronte alle spese scolastiche. Certo. Quindi siamo, per dire, le spese scolastiche, ma le spese in generale, le spese anche per gli anziani, eccetera. Quindi noi abbiamo veramente oggi un modo diverso di vivere, di affrontare anche il bilancio nei comuni. Siamo molto preoccupati. E qua torniamo al discorso iniziale, al discorso della programmazione, del recovery plan, andare oltre, se vogliamo, l'ordinaria amministrazione per guardare al futuro, anche all'insegna della sostenibilità. Sindaco, un'ultimissima battuta. Voi vi state preparando anche per il G20 delle spiagge. Certo. Ecco, parliamone un attimo. Che cos'è e quale sarà la vostra posizione? Allora, il collega di Jesolo, il sindaco Zoggia, ospiterà nella sua località il G20S. È il network che riunisce tutte le località balneari italiane, quindi di tutte le regioni, che hanno più di 1 milione di presenze turistiche. Quindi in sostanza tutti i sindaci saranno presenti per portare il loro contributo. Ci sono parecchi temi sul tavolo per la discussione, quindi il tema della Bolkestein, delle concessioni, il tema dell'erosione, il tema del recovery plan, il tema quindi anche del lavoro, e proprio su questi temi noi ci confronteremo
con esperti, ma anche con la politica regionale e quella nazionale, tant'è che sono stati invitati i ministri e ovviamente ci sarà il Presidente Zaia e gli assessori di riferimento, perché è un momento, credo, fondante, un momento importante con il quale si cercherà di capire quali potrebbero essere le soluzioni del prossimo futuro, ma anche del medio periodo e del lungo periodo. È importante perché i sindaci poi devono rendere conto ai territori, rendere conto alle persone, e non possiamo non essere preparati ad affrontare le nuove sfide. Sindaco, le faccio un'ultimissima domanda, poi la faccio anche a grossato per capire. Prima abbiamo parlato di questa assenza di manodopera con il rappresentante dell'Ascom negli alberghi, nel settore del turismo. Lei vede questa mancanza nella quotidianità? Allora, io credo che non ci sia azienda a Cavallino Treporti, ma anche in tutte le coste, che non abbia questo problema. Allora, ci sono le aziende strutturate, più o meno piccole, più o meno storiche, che in qualche modo fanno fronte con i lavoratori che hanno in forza da sempre, quindi magari fanno straordinari, magari riescono a supplire con il lavoro proprio della propria famiglia, quindi in qualche modo ce la si fa. Però mancano veramente i lavoratori stagionali che normalmente ci sono. In realtà alcuni sussidi, alcuni benefici, soprattutto quelli dati a pioggia, senza la verifica se c'era un posto di lavoro, hanno portato a una stortura, cioè quella che il lavoratore stagionale di certe regioni anche preferisce rimanere a casa a percepire il reddito di cittadinanza piuttosto che recarsi nel nord Italia, piuttosto che recarsi fuori regione a trovare lavoro. Quindi questa è una situazione veramente preoccupante, perché oltre ad attingere dallo Stato e quindi a caricare di debiti tutti noi, abbiamo anche il problema che nei nostri territori non si riesce a dare risposta in qualità di servizi perché non ci sono i lavoratori. Quindi questo è un dramma, diciamocelo. Sì. Ma a Rosolina com'è la situazione? Situazione speculare, come ha appena detto il sindaco Onesto adesso. Io mi ricordo che si aspettava la stagione estiva anche per fare il servizio spiaggia, per guadagnare magari un paio di mesi di mensilità, per pagarsi l'università. Questi giovani non si riescono a reperire. Anche noi stessi come Proloco avevamo bisogno di gestire l'arena spettacoli, perché ovviamente tra igienizzazioni, il controllo degli accessi servono degli steward personali, e abbiamo fatto annunci e non riusciamo a trovare personale. Penso sia una cosa diffusa non solo sulla costa veneta, ma un po' a livello nazionale a questo punto. Ma le motivazioni, ok, c'è il discorso del reddito di cittadinanza, dei sussidi che comunque sono stati erogati, poi c'è anche da dire che in questo ultimo anno e mezzo tanti addetti del settore turismo si sono riposizionati in altri settori, ma c'è una ragione anche culturale a questo punto? Probabilmente sì. Allora, sicuramente le professionalità un po' più elevate, come dice lei Arboit, si sono posizionate magari su strutture che danno una continuità lavorativa con dei contratti anche un po' più lunghi, magari spostandosi dai nostri territori. Ovviamente l'incertezza di restrizioni e cose varie, magari qualcuno ha scelto posizioni anche un po' più sicure di avere una garanzia di uno stipendio. Sicuramente c'è anche un'inversione di cultura, i giovani preferiscono magari divertirsi, le famiglie o bene o male hanno ancora i 50 euro di dare di paghetta a questi ragazzi che non sono più portati al sacrificio e preferiscono magari divertirsi da sera, riposare il pomeriggio, e perciò adesso stiamo tutti soffrendo di mancanza di personale, anche di lavori più semplici che si possono fare durante la stagione estiva. Questo ci sarebbe anche un altro tema che purtroppo noi dimentichiamo sempre, che la NASPI e la mini NASPI hanno creato un sistema che ci ha penalizzato come balneare, perché la indennità di disoccupazione è la metà delle mensilità lavorate, più o meno questo è il criterio, ma facendo una stagione nel balneare ce n'è una sola, non come in montagna che ce ne sono due, quindi veramente le persone che si trovano a lavorare stagionalmente fanno assolutamente fatica a vivere. Se quindi ci fosse una situazione che rimedia a questo criterio, almeno per il balneare che ha un'unica stagione, troveremo sicuramente più lavoratori stagionali.
Certo, c'è anche poi tutto questo tema si ricollega a quello più ampio della riforma degli ammortizzatori sociali di cui tanto si parla. Sindaco Nesto, grazie come sempre per la sua chiarezza, ci aggiorniamo perché l'estate è ancora lunga fortunatamente. Mi scuso per i collegamenti e per la poca, ma oggi sono fuori sede e quindi sono vicino alla spiaggia. Grazie mille. Va benissimo così, grazie Sindaco, grazie. Davvero. Abbiamo un aggiornamento da Venezia, non siamo proprio sulla spiaggia ma restiamo in laguna. Poi con Michele Grossato, con il presidente della Proloco di Rosolina, parleremo di gestione degli eventi, delle sagre, Green Pass e quant'altro. Ma c'è l'evento degli eventi in Veneto. Venezia è partita con il G20, con la festa del Redentore, quindi è partita in pompa magna, ma a settembre c'è la mostra del cinema e anche questa mostra del cinema dovrà essere a prova di Covid. Ci sono degli aggiornamenti ma ci dice tutto come sempre il nostro Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Cristian, a te i tuoi ospiti e ai telespettatori. Ecco Lorenzo, aggiornaci, come sarà questa mostra del cinema a prova di Covid? Dunque, lunedì, come sappiamo, ci sarà la presentazione ufficiale del festival con il programma dei film e anche un po' tutta la logistica. Quello che possiamo già anticiparvi oggi è che alla luce dell'ultimo decreto del governo, dell'adozione del Green Pass, possiamo dire con quasi certezza che la Biennale sta andando verso una conferma di tutte quelle che erano le misure di sicurezza già sperimentate e previste e adottate con successo nel 2020. Questo significa che non ci sarà un allargamento delle maglie per quanto riguarda le misure anticontagio, verranno rispettate e confermate misure molto rigorose. Il governo impone il Green Pass per l'accesso ovviamente nelle sale e il Green Pass non abolirà in nessun modo il distanziamento che dovrà essere mantenuto. Ciò significa che la capienza delle sale sarà confermata quasi sicuramente solo al 50% e che il red carpet sarà oscurato da un muro sul lungomare per evitare gli assembramenti da parte dei fan in attesa dei divi, quindi non si potrà vedere la passerella che sarà solo a uso dei fotografi e degli operatori. Capienza nelle sale al 50% vuol anche dire che con tutta probabilità la Biennale allestirà come l'anno scorso l'Arena Liga, uno spazio all'aperto per permettere di un po' colmare questa differenza nel numero di spettatori che si potranno accogliere. Quindi una conferma in toto delle misure già adottate nel 2020 senza nessuna deroga. Ecco, quindi diciamo che il Green Pass non preoccupa perché di fatto tutte le precauzioni erano già state prese l'anno scorso. Ricordiamo che tra l'altro la mostra del cinema l'anno scorso è stato uno dei pochissimi eventi che si sono svolti a livello internazionale. Esattamente, la Biennale che non ha ovviamente ancora parlato ufficialmente, ma da quello che abbiamo potuto capire, da quello che abbiamo potuto così vedere in queste ore, va verso una conferma al 100% delle misure che erano già state adottate lo scorso anno. Si sperava, arrivati magari a maggio-giugno, che ci potesse essere un almeno allargamento della capienza, ma come ci hanno spiegato una capienza al 75% certo. Per esempio non risolverebbe comunque il problema, perché sarebbe impossibile, per cui o la capienza è al 100% oppure al 50%, ecco, è difficile trovare
una via di mezzo, e la Biennale tiene appunto a rispettare in toto le misure che verranno richieste, e il Green Pass sarà comunque obbligatorio, lo ricordiamo. Assolutamente, questo lo ribadiamo. Lorenzo, grazie mille, grazie, buon lavoro. Ovviamente tutti gli aggiornamenti nel corso delle nostre edizioni veneziane dei telegiornali, come sempre alle 19. Grazie Lorenzo. A voi. Allora, mi dicono dalla redazione, Presidente Grossato, che stanno chiamando diversi operatori del mondo dello spettacolo e degli spettacoli viaggianti in particolare, quindi direi che fra un po' lo diciamo anche a questi telespettatori, magari ne parliamo, perché appunto sono settori che chiedono di non essere dimenticati, purtroppo in questi mesi spesso sono stati invece dimenticati. Ma ne parliamo insieme a tante altre cose subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per parlare di Green Pass un po' in tutte le salse. Non possiamo prescindere da questo argomento, soprattutto in questi giorni, in queste ore dove forte è il dibattito tra le categorie economiche, tra le stesse forze politiche, dove non mancano prese di posizione anche molto forti e distanziate. Resta con me, è rimasto qui con me il presidente della Proloco di Rosolina, Michele Grossato. Rosolina che si prepara in realtà ad un ferragosto di eventi Covid free, ma pur sempre una stagione di eventi. Sì, abbiamo preparato come di tradizione a Rosolina Mare un bel calendario di eventi ovviamente che cercano di far allietare la vacanza a Rosolina, però cerchiamo di non fare assembramenti. Diciamo che un po' il filo conduttore dei bei concerti all'alba alle 6 del mattino, così i più dormiglioni non vengono, anche se ai primi 2 concerti abbiamo registrato una presenza di 200 persone. In queste ore, da ieri sera è iniziato alla 3 giorni, noi ospitiamo un contest molto importante che è una canzone per Amnesty, il festival Voci per la Libertà, e domani sera il premio verrà ritirato da Giuliano in Negramaro. Abbiamo dovuto dimensionare gli accessi, un'arena che ha una capienza di 1200 persone, ci sono 500 sedie. Ecco, però diciamo è un evento questo importantissimo, che ha un risalto nazionale e quindi porta il nome di Rosolina un po' in tutto il bel paese, e abbiamo una sorpresa per tutti voi, perché è collegato, non so se mi sente, al telefono il conduttore di questa kermesse a Rosolina. È un piacere, un onore avere con noi Savino Zaba. Buongiorno Savino. Ciao a tutti, dovevamo essere in video in realtà, ma abbiamo dei piccoli problemi di collegamento e poi non sarebbe stato un bel vedere, perché in realtà sono a bordo piscina, adesso sono in zona ristorante, quindi ti stai preparando, ti stai rilassando prima della performance, diciamo. Esatto, perché comunque il festival è già iniziato da 2 giorni, ieri sera grande concerto di R, soprattutto prima esibizione dei giovani, quindi che partecipano alla sezione emergenti di Amnesty, e stasera c'è un'altra grande serata, altre 5 in gara, il concerto degli Yo-Yo Mondi da non perdere, quindi il combat rock, il folk, quello più bello salirà sul palco di Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty, e poi appunto, come diceva anche Michele Grossato, domani sera gran finale con i 5 finalisti della sezione emergenti e i Negramaro, San Giorgio, Negramaro saranno qui con noi per ritirare il premio Amnesty 2021 per la canzone Dalle mie parti, una canzone molto forte e sorgente, appunto, perché tutte le canzoni, ricordiamo, in gara hanno come tema quello dei diritti umani. Assolutamente. Senti Savino, ti chiedo una cosa che esula un po' da questo importante premio. Che estate è questa per gli eventi e per chi come te è abituato a gestire grandi palchi? Poco fa, verso mezzogiorno, abbiamo avuto anche Enzo Iacchetti che ci ha parlato delle difficoltà del mondo dello spettacolo. Come la mettiamo anche con il Green Pass? Tu come la vedi? Ma è passato 1 anno e mezzo, abbiamo visto un po' la luce la scorsa estate, poi siamo ripiombati in questo confinamento a ottobre,
che ha messo con le spalle al muro oltre 400.000 operatori dello spettacolo, perché ricordiamo lo spettacolo è fatto da chi sale sul palcoscenico di fronte al pubblico, il cosiddetto frontman, frontgirl, cioè chi sta in scena ma anche chi sta dietro le quinte, i tecnici, gli elettricisti, i meccanici, insomma gli operatori dello spettacolo sono in tantissimi. È stato un momento difficile, abbiamo la sensazione di ripartire, ancora non al 100%, che ci sono ancora moltissime limitazioni. Diciamo che l'estate per fortuna si sta muovendo, speriamo di riuscire a reggere. Io, allora, se mi chiedi un personale parere sul Green Pass, io sono assolutamente a favore, perché ho fatto entrambe le dosi, quindi ho il Green Pass. L'ho fatto per me e l'ho fatto per gli altri, cioè l'ho fatto per difendere la mia salute ma anche quella degli altri, per cui trovo che sia una scelta responsabile. Certo, complica ancora di più le cose, perché andare in un luogo dove devi esibire il Green Pass e magari non ce l'hai per 1000 ragioni diventa più complicato, però trovo che sia una scelta saggia. Ovviamente poi rispetto anche chi invece per ragioni di salute non può farlo il vaccino, ma chi può farlo deve farlo per la sua sicurezza, per la propria sicurezza e quella degli altri. Scusami se sono entrato a gamba tesa su questo tema. Assolutamente, è un appello alla responsabilità, esatto, ed è importante vacciniamoci. Che questi appelli arrivino da volti anche noti e popolari come lo sei. Non deve essere, Cristiano, un obbligo, perché poi suona come una dittatura, no? Devi farlo, però certo. È davvero una scelta responsabile questa, ripeto, per la salute di tutti. Io se mi vaccino lo faccio per me, ma lo faccio anche per gli altri. E, ultimissima battuta, poi ti lascio al tuo relax pre-performance. Tu sei pugliese di nascita, orgogliosamente pugliese, ma un po' rosolinese, perdonami il termine, di adozione, perché è da anni che frequenti il Delta, Rosolina. Come lo trovi? Noi veneti sogniamo sempre il Salento, il Gargano, la Puglia. Ecco. Il Gargano è la mia terra in particolare. Io sono pugliese, romano d'adozione, però sono veneto d'adozione perché ho più di 10 anni, ormai quasi 15 anni, frequento il Polesine, prima Villa d'Osa e poi Rosolina per il festival. Ormai mi sento a casa. Ieri pomeriggio ero in diretta su Radio 1 per il mio programma, Onda su Onda, quello dell'estate, e a un certo punto la mia collega dice: ma tu sei del posto perché parli del Veneto, del Polesine, del Delta del Po come se fosse casa tua. Beh, io ormai qui mi sento veramente a casa, c'è questo amore che c'è, questa amicizia, questo affetto che lega tanto gli amici di Amnesty, di Voci per la Libertà, ma anche i rosolinesi, anche lo stesso Michele. Ogni anno abbiamo il nostro pranzo. Tu pensa, domani è il mio compleanno, non è un compleanno normale, diciamo, è un compleanno a cifra tonda, e io ho deciso di festeggiarlo volontariamente proprio qui a Rosolina. Mi suggeriscono la cifra qui dallo studio. Esatto il numero. Sono 10 lustri, sono 10 lustri, quindi era la cifra tonda. Auguri. Grazie mille. Quindi festeggio qui perché io qui trovo la mia dimensione, mi piace fare passeggiate tra le valli, nel Delta del Po, escursioni, e poi ripeto, amici. È una zona molto bella, una zona ricca non solo dal punto di vista culturale, delle tradizioni, economica, ma anche dal punto di vista proprio dell'affetto, dell'amore del cuore. Savino, grazie davvero per questa sorpresa, e in bocca al lupo per il festival, ma in generale per tutte le tue attività, che sono sempre tantissime. Grazie quindi grazie. Savino Zaba. Ci vediamo allora a Rosolina. Ciao. Ci vediamo a Rosolina, perfetto. Grazie, ciao. Grossato, insomma, fa piacere avere testimonial d'eccezione per un territorio che comunque è turistico e che deve continuare a farsi conoscere. Ma fa sicuramente piacere. Una cosa anche magari un po' più leggera di Amnesty International, abbiamo Belen Rodriguez, che in queste settimane ha preso casa nell'isola di Albarella, è appena nata la bimba a Padova e adesso sta facendo Luna Marie o Achille Lauro. Cioè, il Delta del Po è sempre un luogo molto bello che ti permette di dimenticare l'orologio, di ammirare dei tramonti fantastici, e se uno ha voglia di rilassarsi è una meta ideale. Perciò già il fatto, come
diceva poco fa Savino, anche l'accoglienza stessa della gente che ti fa sentire a casa, questo è un valore aggiunto anche per il turista che viene nelle nostre terre, può fare anche delle esperienze, può fare delle escursioni proprio emozionali, anche da fare la pesca nelle valli o andare direttamente col pescatore a vongole, cioè è ancora un po' un piccolo ritaglio di vita quotidiana, uno che viene dalla grande città e la può toccare con mano, assaporare, mi ripeto, dimenticando l'orologio. Perché... ecco, prima il sindaco di Cavallino Treporti, con il sindaco di Cavallino Treporti, con Roberta Nesto, dicevamo ogni spiaggia del Veneto ha una sua peculiarità, una sua specificità. Jesolo la movida, Caorle la storia, Rosolina la natura del delta, una pineta rigogliosissima. Noi siamo l'area più vasta, umida d'Europa, perché anche l'UNESCO ha dato questo importante riconoscimento, riconoscendo come area MAB UNESCO della biosfera, e proprio per questo uno che sceglie la vacanza a Rosolina Mare sicuramente non ci sono le discoteche, non ha la vocazione che può avere ad esempio che ha scelto Jesolo rivolgendosi a un determinato pubblico più giovanile, però le famiglie o chi anche dei giovani stessi che vogliono relax, delle belle passeggiate dall'alba al tramonto, Rosolina Mare, ma anche tutte le spiagge, il Delta del Po, Porto Viro, Porto Tolle, ci sono dei paesaggi incantevoli che amante della fotografia può immortalare degli scorci fantastici, e scegliendo le nostre località uno veramente riesce a rilassarsi e a portare a casa veramente un bel sacchetto di relax che poi te lo conservi nei mesi di lavoro. Un bel sacchetto di riso del Delta. Riso del Delta, non solo, radicchio in questi giorni le Proloco, che sono tra l'altro in prima linea a fianco delle amministrazioni comunali nell'organizzazione di eventi, dell'intrattenimento. Abbiamo la manifestazione Sapori in Piazza, ci sono 10 Proloco che propongono pietanze varie, dai bigoli in torcia alle torte caserecce al fritto misto classico, e perciò abbiamo creato una sorta di village fatto proprio da Lumpri Rovigo, e lì chi raggiunge la località può anche assaporare tramite il gusto i sapori del Delta del Po. Sapori in Piazza, gusto Polesine, esatto. Da ieri sera fino a domenica dalle 19, questo in Piazzale Europa, ma l'abbiamo visto nelle immagini, insomma. Esatto. Quindi c'è anche questa proposta enogastronomica, la musica da un lato del Festival per le Libertà, l'enogastronomia, del resto non si può prescindere da un pacchetto ormai integrato. Sì, diciamo che il filo conduttore di tutta quest'estate è la cultura. Ospitiamo 3 rassegne letterarie, anche molto importante, un festival di filosofia, parole d'autore, abbiamo avuto Dario Vergasso, Cinzia Tani, la prossima settimana avremo Enrico Gagliano, mercoledì, e poi come dicevo prima concerti all'alba, i concerti della nostra filarmonica Vincenzo Bellini, sono tutte cose abbastanza di nicchia che ti permettono di trascorrere qualche ora dopo il sole, dopo la tintarella, in sicurezza, perché abbiamo dovuto distanziare le sedie, c'è il controllo degli accessi, la igienizzazione, tutto quanto, però proponiamo tutte le sere anche un momento di svago, di relax post sole. Grossato, lei è un pieghevole vivente in questo momento, va benissimo, insomma, ha dato la consistenza di tutti questi eventi che dal 6 di agosto dovranno fare i conti con questo Green Pass. Cosa cambierà per voi nella gestione? Penso che per noi non cambierà molto, perché già adesso noi avevamo 2 isole spettacolo, una purtroppo a Piazza San Giorgio per motivi logistici l'abbiamo un po' sacrificata perché diventa difficile contenere gli accessi, mentre l'arena di Piazza Europa davanti al centro congressi è già naturalmente ben circoscritta, e perciò facciamo già il controllo ai varchi. L'anno scorso prendevamo giù i nomi, i cognomi, misuravamo la temperatura, e ritorneremo a controllare con degli steward, con del personale, il Green Pass, garantendo sempre la stessa, il stesso modo di accesso, e con le sedie. La gente in piedi purtroppo non può stare, certe volte diventa anche spiacevole ad allontanare i turisti, c'è la possibilità di prenotare, tipo con i Negramaro
ci sono i siti apposta anche se già sold out, spettacoli minori lasciamo l'esaurimento delle 500 sedie, e una volta che l'arena è satura dobbiamo tirare una transenna. Diciamo, è inevitabile, esatto. Immagino che non sia facile per una località che vive di turismo, però diciamo che questo deve essere fatto per la sicurezza di tutti. Prima di andare in pubblicità sono arrivate delle telefonate da parte di operatori dello spettacolo e anche degli spettacoli viaggianti. Per esempio in questo pieghevole vedo che non ci sono per forza di cose le orchestre di liscio, non ci sono, diciamo così, gli eventi di ballo. Esatto. Qui parliamo di un comparto veramente alla canna del gas. Alla canna del gas. Io conosco per motivi organizzativi, ormai noi da 10 anni a Rosolina Mare tutti i martedì una piazza era dedicata per il ballo in liscio, avevamo questa rassegna di Ballando sotto le stelle si chiamava, e da 2 anni le orchestre hanno agganciato gli strumenti, il microfono al chiodo, e purtroppo so di molte orchestre che hanno addirittura chiuso. Tanti operatori del settore hanno dovuto reinventarsi un mestiere con la speranza che si ritorni alla normalità, e penso che i tempi non saranno celeri, però tutto ciò che è ballo non si può più fare. Pensiamo ai circhi stessi, gli spettacoli delle famiglie di circensi. Noi l'anno scorso abbiamo ospitato la famiglia Busnelli per dare la possibilità di ripartire dopo il primo lockdown, ma è stato un paio di mesi di lavoro tra Rosolina Mare e Lido di Dante, e poi si sono ritrovati bloccati ancora, famiglie che sono in difficoltà. Pensiamo ai Luna Park, adesso tante località si sono organizzate con delle aree di Luna Park permanenti, perciò le famiglie che hanno la fortuna di avere l'area e di magari con gli accorgimenti riescono a lavorare, ma chi proprio girovagava per le varie sagre, per i vari eventi, che il Veneto è sempre stato tra l'altro di tradizione tantissimo di sagre, queste tante giostre sono parcheggiate sui capannoni e gli operatori del settore non sanno cosa fare. Tra l'altro, ecco, questi operatori degli spettacoli viaggianti che ci hanno contattato dicono perché alcuni comuni danno l'autorizzazione e altri no. Fuori di polemica, non sarebbe il caso di darsi tutti una linea comune? Sicuramente, sicuramente. Il Comune di Rosolina ha adottato un'area, tra l'altro parte demaniale, e ci sono delle famiglie che hanno la concessione demaniale, perciò loro sono proprietari di quest'area e hanno realizzato un bellissimo Luna Park che tra l'altro è anche molto fruito non solo dai turisti di Rosolina, ma anche da persone che la sera, quando hanno i bambini più piccoli, vengono a fare un giro. Abbiamo una ruota panoramica ormai che fa parte dell'area urbano e appare su tutte le immagini e tutte le fotografie dei nostri eventi. È il vostro prater. È il nostro prater, esatto. Abbiamo le immagini. Esatto, eccola che si vede. E loro si sono organizzati con delle concessioni e hanno il loro... Sarebbe bello aprire anche a altre famiglie, a altre attrazioni, ma purtroppo gli spazi non sono sufficienti per tutti. Quest'anno per esempio mi pare avete rinunciato al Carnevale d'estate. Carnevale d'estate, ma abbiamo rinunciato alla Notte di Fuoco. Noi da alcuni anni aprivamo la stagione con uno spettacolo pirotecnico al pari del Redentore, anche perché Rovigo a livello nazionale ha il distretto di fuochi d'artificio, di produzione di fuochi d'artificio più grande d'Italia. Era un meeting, è nato come meeting aziendale di un'azienda ed è diventato un grande evento. È diventato proprio l'evento di apertura dell'estate, un po' prima di Pasqua, di dosso della Pasqua. Il Carnevale d'estate, il primo sabato estivo, una sfilata di carri allegorici, la Notte Bianca, i grandi eventi musicali, quelli che si facevano il 14-15 di agosto, quest'anno vengono riproposti ma in versione molto ridotta. Diciamo, ecco, esatto, una versione chiamiamola sostenibile. Sostenibile, sempre con seduti, con l'arena, e diventa anche difficile ballare da seduti, però chiediamo ai nostri turisti e a chi verrà a passare il Ferragosto a Rosolina Mare alcuni sforzi. Ecco, poi tra l'altro lei diceva una cosa molto interessante, Grossato, c'è un
un intero distretto, quello dei fuochi d'artificio, ma c'è anche il distretto della giostra in Polesine. Sono appunto delle realtà che hanno pagato... Sono dei settori economici che sono molto in sofferenza, perché oltre alla giostra che conosciamo tutti, che paghi il gettone e fai il giretto, Bergantino e distretto dell'Alto Polesine c'è proprio un settore economico di produttori e manutentori di giostre. Ovviamente se le strutture non lavorano, se non vengono manutentate, loro non riescono neanche a produrre giostre nuove, qualcosa stanno facendo ma destinati a mercati esteri. Per il mercato italiano la situazione diventa più complicata, anche perché abbiamo molte incertezze, molte instabilità, e di conseguenza gli operatori stessi del settore non sanno se investire su giostre nuove o se siamo tutti un po' in attesa. Diciamo che l'incertezza è trasversale e che c'è anche un forte connubio sempre più forte, tra l'altro, tra manifatturiero e turismo, perché di fatto le due cose vanno di pari passo. Esatto. Il distretto della giostra, che in Polesine è fondamentale, Rosolina, che è la prima località comunque turistica del Polesine, tra le prime in Veneto, quindi è chiaro che è tutto per certi versi collegato. Abbiamo il tempo per lanciare un ultimo appello ai veneti e non solo, a chi ci sta guardando, per visitare Rosolina quest'estate. Ma come ha detto prima il sindaco Onesto, dà soddisfazione vedere che soprattutto il turista di vicinato sceglie la costa veneta, ed è anche bello perché l'anno scorso è stata un po' la novità della riscoperta dei giovani che per la prima volta sono venuti a Rosolina Mare, che magari andavano a Ibiza, a Mykonos. Quest'anno hanno riconfermato la loro vacanza, e a questo sostengo anche i numeri. Se uno in questo momento fa una telefonata in un'agenzia, in un villaggio turistico e un albergo, trova a fatica una stanza o la possibilità di fare un momento di vacanza a Rosolina Mare, ad Albarella. Questo da una parte è bello, dà soddisfazione per i nostri operatori e per tutte le persone che stanno lavorando per un'estate in sicurezza, e speriamo che questi numeri poi si mantengano anche negli anni, una volta che la pandemia sarà finita. E come diceva Savino Zava prima, la cosa importante è quella di fare il vaccino, munirsi di Green Pass, e così si riesce tranquillamente a fruire della cena al ristorante o di accedere a un'arena spettacoli senza creare imbarazzi sia per gli organizzatori e anche per se stessi, e chissà che prima o poi si veda definitivamente questa luce in fondo al tunnel, come ce lo siamo detti parecchie volte, ma ogni tanto la luce si allontana. E qua bisogna essere resilienti, no? Esatto. La parola che abbiamo utilizzato molto spesso anche questa mattina con tutti i nostri ospiti, è ormai un mantra. Grazie Michele Grossato, grazie al presidente della Proloco di Rosolina. Soltanto il tempo di alcuni aggiornamenti. Questa sera ovviamente parleremo a lungo della tragedia di ieri sera col San Martino, quindi a far di Soligo, con quell'imprenditore che è morto nella cisterna del vigneto di sua proprietà, di Mirko Merotto, morto asfissiato, soli 45 anni, nell'azienda quindi vinicola del padre Siro. Una tragedia veramente assurda. Stanno indagando i carabinieri, sta indagando lo Spisal. Questa sera tutti gli aggiornamenti con la nostra Francesca Bozza, che è stata sul posto, ma vi devo dare anche degli altri aggiornamenti di cronaca, perché ieri sera c'è stato un incidente, ve ne ho parlato in apertura, di straordinaria a Feltre, nella zona del Feltrino. Un uomo 41enne, un motociclista, è in gravissime condizioni all'ospedale Cafoncello di Treviso. E rimaniamo sempre nel Feltrino, perché una bimba è stata investita nella tarda mattinata a Soranzen. Siamo in comune di Cesio Maggiore. È gravissima e la donna che l'ha travolta è stata colta da malore. Ovviamente sul posto l'elicottero del SUEM 118
di Pieve di Cadore. Un ultimo sguardo ai dati del contagio nelle 24 ore in Veneto, un attimo che vi mostro con maggiore dettaglio: 576 nuovi casi di positività, il virus che continua in qualche modo a crescere. Ne abbiamo parlato con il professor Massimo Guerriero, epidemiologo dell'Università di Verona, che tra l'altro resta la provincia più colpita con 182 nuovi casi. Però mi piace anche sottolineare, perché è giusto per dare un'informazione completa, il dato delle ospedalizzazioni che fortunatamente resta basso: 19 in terapia intensiva, 161, comunque sono sempre numeri di un certo rilievo in area non critica. Parliamo per lo più, ormai lo abbiamo capito, lo ha detto anche ieri il presidente del Veneto Luca Zaia, di soggetti non vaccinati. Questo con le vaccinazioni, ve lo rimostro perché è importante tenere a mente anche questi dati, con le vaccinazioni che ormai hanno superato la soglia dei 5 milioni proprio questa settimana, tra l'altro, di dosi somministrate. Se guardiamo ai cicli completati siamo circa a 2.400.000, 2 milioni e mezzo, quindi di veneti over 12, quindi dai 12 anni in su, che hanno avuto l'immunizzazione, che possono dirsi immunizzati completamente, quindi che hanno questo scudo vaccinale che abbiamo capito serve anche nei confronti e soprattutto della famigerata variante Delta. Tutti i temi che metteremo in fila questa sera a partire dalle 18:30 con l'informazione dal Veneto, quindi il TG Veneto alle 18:30, 19 Venezia, 19:30 Treviso e Belluno. Saluto e ringrazio dalla plancia di comando in regia Alessandro Granziera, Marco Gagliazzo. Saluto e ringrazio tutti voi per la cortese attenzione. Ci rivediamo alle 18:30. Buon proseguimento.